Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata a tutti gli aggiornamenti dell'epidemia di coronavirus sul nostro territorio, analizzando la situazione in tutte quelle che sono le sfaccettature sanitarie, economiche e quant'altro, e ovviamente le ripercussioni che ci sono sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Argomento caldissimo di questa giornata è quella delle riaperture delle attività commerciali, riaperture di bar, ristoranti, estetiste e parrucchieri. Argomento caldo perché sappiamo che c'è stato ieri questo incontro con i governatori e il ministro Boccia, ma soprattutto c'è stata nelle ultime ore la fuga in avanti di alcune regioni, da un lato tra l'altro appunto confinanti con il Veneto, da un lato il Friuli Venezia Giulia, con il governatore Fedriga che dice appunto pronti ad anticipare la riapertura già a lunedì, e la provincia autonoma di Bolzano che ha fatto anche un passo in più perché è stato approvato proprio ieri sera un ordine del giorno che appunto consente alla provincia autonoma di Bolzano di aprire già a partire da lunedì, praticamente quasi tutto o tutto, per cui ovviamente si tratta di delle decisioni che inevitabilmente hanno delle ripercussioni su quello che è il dibattito caldissimo, davvero incandescente di queste ore, anche ovviamente nel nostro territorio. Allora abbiamo subito in collegamento via Skype l'assessore regionale al lavoro e all'istruzione Elena Donazzan per parlare appunto proprio di questa situazione. Buongiorno assessore, grazie per essere qui con noi. Due deleghe sicuramente molto importanti, le sue, e particolarmente coinvolte in tutti quelli che sono gli sviluppi di queste ultime ore della situazione. Per quanto riguarda il lavoro, quindi per quanto riguarda le riaperture, abbiamo sentito insomma che c'è stata questa fuga in avanti, in particolare della provincia autonoma di Bolzano, che ha deciso insomma di riaprire ben prima di quelli che erano i termini fissati dal governo, per quanto insomma elastici siano questi termini, visto che già ieri insomma si sono aperti diversi spiragli dopo il 18 per poter riaprire anche in altre regioni a seconda della situazione e di come verrà valutato insomma l'andamento di tutti quei famosi fattori che abbiamo imparato a conoscere, relativi appunto all'andamento del contagio nel territorio, l'occupazione dei posti negli ospedali, nelle terapie intensive e quant'altro. Assessore Donazzani, intanto come lei giudica questa situazione e queste fughe, diciamo, da parte di regioni peraltro confinanti con la nostra? Guardi, la premessa è che il problema economico è talmente grave che più che vedere le fughe in avanti io sento il grande malessere del nostro mondo, del nostro tessuto produttivo. Io mi trovo qui in un conservatorio deserto, sono a Castelfranco, al nostro meraviglioso conservatorio di Castelfranco, e oggi c'è il mercato, le persone sono tutte molto disciplinate, hanno tutte la mascherina. Il mercato è ormai rimasto, insieme ai pochi negozi aperti, perché il commercio è la cosa più devastante, no? che noi abbiamo di fronte agli occhi in termini di danno economico, tanta gente disciplinata, pochi negozi aperti. Alcuni negozi aperti, alcuni chiusi. Io stamattina mi sono recata in un posto che è la sartoria di Elisabeth, perché hanno donato delle mascherine, ma c'erano alcuni negozi aperti, altri chiusi. Questo non è più comprensibile, c'è rabbia, c'è dolore, c'è la paura di non farcela, molti decideranno di non aprire. Quindi le fughe in avanti, che non mi piacciono in senso istituzionale, meno che mai quella di Bolzano, che sono sempre abituati a fare i figli prediletti, anzi i figli viziati di questa nostra patria. Però al di là delle fughe in avanti c'è un malessere crescente, noi dobbiamo fare i conti con questo. Malessere crescente genera tensione sociale, oltre a generare molta povertà. E allora qual è la ragione per cui si tiene aperto qualcosa e tiene chiuso qualcos'altro? Se il tema è quello dell'essere, diciamo, rispettosi delle regole sanitarie e delle prescrizioni, io posso dire che i veneti lo sono.
Lo sono, l'ho visto stamattina al mercato di Castelfranco, lo si conferma quotidianamente, tutti con posti, se si avvicinano con la mascherina, peraltro tutti con tanta gente, tutti con la mascherina, e quindi c'è da dire che dovremmo poter aprire tutti coloro che possono rispettare le regole della sanità. Perché poi c'è un'altra cosa, Marta, mi permetto di dire, che c'è anche dall'altro lato tutto quel mondo che si sta impoverendo e sta avendo anche grandi preoccupazioni rispetto a delle promesse che il governo aveva fatto. Penso alla cassa integrazione. Il governo aveva dichiarato che il 15 di aprile avrebbe pagato tutto e tutti. Abbiamo persone che non hanno ricevuto i 600 euro, abbiamo tutti i percettori della cassa integrazione in deroga, che il governo sta cercando di dire essere colpa della regione. Non c'è nessuna responsabilità della regione, la regione ha semplicemente raccolto le pratiche e girate all'INPS. Noi abbiamo fatto tutto il nostro lavoro, anche l'INPS ha lavorato bene, è il governo che non sta pagando. Allora i fattori si sommano, problemi economici degli autonomi, gestioni familiari come quelle dei nostri negozi, dei nostri bar che non hanno certezze, lavoratori dipendenti che non percepiscono l'ammortizzatore sociale, governo che dice che è colpa delle regioni per scaricare la propria responsabilità. Questo pacchetto genera un odio sociale, una tensione che non è più sostenibile. Sicuramente, anche perché ormai insomma le ripercussioni economiche sono veramente importantissime, come lei ha detto. C'è anche uno studio della Fondazione Nord-Est proprio di queste ultime ore che dice che 2 veneti su 3 hanno perso soldi, e anche parecchi insomma in questi 2 mesi di lockdown, per non parlare insomma di chi ha perso il lavoro. La metà dei dipendenti a tempo determinato nella nostra regione sono rimasti a casa. È chiaro naturalmente che questo non può che non generare delle tensioni sociali se in qualche maniera insomma i cittadini non vedono delle risposte concrete e soprattutto rapide a queste situazioni di grande difficoltà. È così, anche perché ricordiamo che il tempo è lungo, sono già 2 mesi su 12 di un anno, che poi si sta già avvicinando a maggio, quindi tutta una stagione che era quella anche di un certo dinamismo, quella economico, che quella primaverile, fai i progetti per tutto l'anno, decidi che hai un po' di potere d'acquisto e lo spendi. Ci sono tutto il sistema moda che ha avuto un contraccolpo terribile, dal negozio sempre chiuso che non ha venduto la sua collezione, alla produzione. In Veneto abbiamo larga parte di produttori della catena e della grande filiera del valore del sistema moda che non hanno nemmeno consegnato i propri prodotti ai grandi clienti del mondo. E guardate che il mondo non si è fermato, è l'Italia sola che ha deciso un lockdown di questo tipo, per cui i molti clienti, soprattutto nella parte produttiva, nelle fabbriche, la sicurezza era assolutamente da poter mettere a punto. In Veneto facciamo 240 controlli al giorno e diciamolo ai nostri cittadini che ci ascoltano, sono tutti controlli che vanno a buon fine, cioè non ci sono rilievi nei confronti dei nostri imprenditori, quindi si può produrre con sicurezza, ma dire che non si produce perché c'è un codice Ateco che ha impedito appunto al sistema moda complessivamente di lavorare, ha generato dei danni che sono incommensurabili. Avremo un autunno di povertà, io sono estremamente preoccupata per l'aumento della disoccupazione, non si può ragionare solo di sussidi, questa cosa del reddito di cittadinanza, perché tra l'altro hanno tolto anche l'obbligo di accettare un lavoro. Cioè il reddito di cittadinanza che ho sempre criticato e che considero un fallimento della politica, poteva avere un senso se era un aiuto alle famiglie in povertà, ma contestualmente l'obbligo ad accettare un lavoro. Hanno tolto questo obbligo. Non abbiamo soldi per pensare a sussidi per tutti, noi dobbiamo lavorare e devono lasciarci lavorare. Ecco, peraltro proprio in quest'ottica, diciamo, il fatto che il Consiglio Provinciale di Bolzano, ritornando appunto al discorso che si faceva all'inizio della trasmissione, che è insomma la notizia di queste ore, abbia approvato dopo questa maratona notturna insomma la riapertura sostanzialmente di tutto, perché da domani aprono i negozi, l'11 aprono parrucchieri, ristoranti, musei, quindi al di là insomma di scuola e università, nella provincia confinante con la nostra
mostra di fatto già da domani e con lunedì poi sarà tutto aperto e funzionante. Non rischia di creare ancora ulteriore tensione e malcontento? Sappiamo insomma come in Veneto queste disparità siano piuttosto mal digerite, molto sofferte, mal digerite dai cittadini che a gran voce hanno chiesto l'autonomia ancora nel 2017 con il referendum. Il fatto che anche il Friuli Venezia Giulia voglia muoversi in questo modo non rischia di creare insomma un malcontento che, alla luce di questa situazione drammatica che abbiamo tracciato, in qualche maniera può anche preoccupare per altri aspetti. Sì, io condivido la sua lettura. Secondo me proprio rischia di aumentare le già alte tensioni ed evidentemente dà anche un'arma, questa è un'arma a doppio taglio a mio parere, perché darà la stura ai soliti di governo che non vogliono dare l'autonomia alla Regione del Veneto di dire: vedete come c'è una babele di lingue nelle regioni, una regione fa così, una regione fa colà, ma sulla sanità, sulla salute delle persone non possiamo avere distinguo. Allora questa accelerazione potrebbe avere anche questo rischio per noi, cioè quello di un governo che vuole ricentralizzare tutto. Guardi, lo vediamo con le casse integrazioni in deroga. Stanno dicendo che i cittadini, i lavoratori non hanno il sussidio per colpa delle regioni, che le regioni sono state lente, che le regioni hanno fatto in modo differenziato. E mentono, perché le regole della cassa integrazione in deroga sono tutte decise solo dal governo, cioè le procedure, come si deve portare la pratica, quanti controlli, che controlli deve fare l'INPS, la lungaggine, le procedure, la burocrazia è stata tutta decisa da Roma, però la colpa va alle regioni, la regione Veneto e la regione Toscana non fanno neanche distinguo tra chi è, diciamo, di un colore politico e chi no. Il rischio quindi in questo momento è che questo governo molto centralista, molto distante dalle esigenze del territorio, usi anche la forzatura di Bolzano per dire: è sbagliato dare alle regioni questi poteri e quindi il Veneto se lo scordi. Io invece ribalto la cosa e dico: tutti dovremmo fare come Bolzano e come le regioni che stanno dicendo che se c'è sicurezza, se ci sono prescrizioni di sicurezza, si può lavorare. Non esiste un codice Ateco, non esistono aperture differenziate. Qual è la ragione? Nessuno me l'ha ancora spiegata. Per cui una parrucchiera che riceve il suo appuntamento, che usa, quando fa, noi donne lo sappiamo, la colorazione, usa sempre guanti, mascherina, che non c'è assembramento dentro i negozi di parrucchiera. Lei ha mai visto degli assembramenti nei negozi di parrucchiera? No. Che sono anche distanziate, perché oggi i negozi sono anche molto chic, quindi hanno postazioni. Qual è il senso di tenere chiuse le parrucchiere? Nessuno me l'ha spiegato in punto di, diciamo, scienza, con un approccio un po' scientifico. Quindi vuol dire che queste differenziazioni sono frutto di incapacità e di una non volontà di rispondere al territorio. Questo mi preoccupa. Ecco, Assessore, allora se lei ha ancora un po' di tempo a disposizione per stare con noi, mi collegherei con Marghera, perché abbiamo la nostra Ilaria Marchiori che si trova davanti alla sede regionale della Protezione Civile, dove insomma ormai lo sappiamo da oltre 2 mesi, da 2 mesi e mezzo ormai è insediata l'unità di crisi e dove tra poco ci sarà la conferenza stampa del governatore Zaia. Ci sono appunto alcune novità. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. Ne approfitto anche per salutare l'assessore Donazzan, che sento essere ancora in collegamento. Allora, al momento siamo in attesa ovviamente dell'inizio della conferenza stampa quotidiana del presidente Zaia. Ora novità non ce ne sono, ma attendiamo appunto le 12:30 per capire quali e se ci saranno novità oggi. Di sicuro si tornerà ancora a parlare di aperture, perché ieri il presidente ha lanciato un chiaro messaggio, l'ha fatto proprio nel bel mezzo della videoconferenza con i governatori delle altre regioni che si stava tenendo proprio in quel momento, e dicendo che il Veneto, come anche per altri governatori, è pronto alla riapertura immediata, quindi subito, quindi prima del 18 maggio, il che significa per l'11 maggio. Però finché non arriva l'ok dal governo, ovviamente la regione non può fare nulla. E proprio come diceva poco fa anche l'assessore
l'assessore Donazzan, è anche difficile e non va neanche bene che ci siano appunto dei trattamenti, ecco, diversificati a tal punto, anche perché sappiamo bene che i nostri dati al momento, il quadro epidemiologico attuale, come ha detto proprio il governatore ieri, può permettersi queste riaperture, naturalmente sempre in totale sicurezza. Non è giusto, ha detto, penalizzare delle categorie rispetto ad altre, e in questo caso stiamo parlando appunto del settore di parrucchieri e estetisti, ma poi ci sono anche i ristoratori, insomma i gestori dei bar, eccetera, per cui lui dice se possono aprire determinate categorie è giusto che aprano tutte, per farlo in totale sicurezza. A questo proposito, dunque, per parlare di aperture, visto che insomma sarebbe iniziata la stagione estiva, comunque di norma questo è l'inizio della stagione estiva, la stagione balneare, ieri c'è stata proprio una videoconferenza con i sindaci della Costa Veneta insieme al sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, nonché candidato sindaco anche di centrosinistra per la città di Venezia. Ancora una volta i sindaci hanno voluto ribadire proprio di avere la necessità di una data di partenza certa. C'è bisogno di saperlo al più presto proprio per potersi organizzare ed essere pronti nel momento in cui questa data arriverà, che sia il 1° giugno, che sia prima come auspica il governatore Zaia, ma loro devono sapere per tempo qual è questa data proprio per potersi organizzare, per potersi attrezzare, e non sono l'unica categoria, come loro ci sono anche i gestori dei bar, tanti ristoratori che vogliono sapere con chiarezza quando poter aprire proprio per potersi organizzare. E Baretta ha proprio annunciato che il comitato scientifico sta lavorando all'ipotesi di questa apertura del 1° giugno, ovviamente indicando il necessario protocollo sanitario, un modo per ribadire, come hanno chiesto proprio con forza tutti gli operatori turistici, che in Italia c'è un sistema sanitario forte, ha detto, e che permette di trascorrere le vacanze in sicurezza. Sapere, e ha commentato il sindaco di San Michele Bibbione, che è proprio il presidente della conferenza dei sindaci, Pasqualino Codognotto, che la comunità scientifica sta studiando almeno 5 ipotesi, compresa quella del 1° giugno, è un aspetto positivo che ci dà speranza. Sappiamo però, lo ricordiamo, che ieri il presidente Zaia ha parlato del 1° giugno come era glaciale, intendendo dire che è troppo tardi, troppo in là, le aperture dovrebbero arrivare prima, perché così andrebbero a penalizzare gli operatori balneari e comunque anche parte della stagione, per cui si cercherà di capire effettivamente se sarà possibile, se il governo recepisce questo messaggio che arriva dal presidente Zaia e anche da altri governatori, oppure se l'idea rimarrà quella del 1° giugno. Questo probabilmente lo riusciremo a capire se non oggi, ma sicuramente insomma nei prossimi giorni, se non alla fine di questa settimana, si spera almeno all'inizio della prossima. Certo, sicuramente. Ilaria, allora grazie mille per questo collegamento. Noi ci risentiamo più tardi alle 12:30 con la conferenza stampa del governatore, poi nel corso della nostra diretta. Più tardi, grazie Ilaria Marchiori. Allora noi torniamo con l'assessore Donazzan, perché appunto anche nel discorso appunto della collega Ilaria Marchiori veniva sollevato questo problema dei lavoratori del settore turistico, sicuramente uno dei più penalizzati a questo punto nella nostra regione. Non le nascondo, assessore, che noi anche proprio nelle ultime ore abbiamo ricevuto in redazione diverse telefonate davvero disperate di lavoratori stagionali che non sanno che cosa li attende, non sanno se potranno lavorare, se riusciranno a lavorare, in che termini, e molto spesso si tratta di lavoratori che purtroppo non hanno le garanzie che hanno ovviamente gli altri, famiglie, decine, centinaia, migliaia di famiglie o di giovani comunque che si trovano in una situazione di precarietà e di estrema difficoltà in questo momento. Ieri abbiamo fatto un convegno, un confronto più che un convegno, sempre ovviamente a distanza con queste modalità, proprio sul tema del turismo, dell'arte e dello spettacolo, perché sono collegati, perché sono tutte cose che si devono programmare. Non si può
pensare che si possa ragionare della riapertura di alberghi, spiagge, anche spettacolo all'aperto, parte della tradizione della nostra vita, che non è stata completamente considerata da questo governo. Lei non sentirà mai parlare, non so se ha sentito mai parlare, di come, di quali modalità, di che aiuti, perché se uno non può lavorare non per propria incapacità ma per decreto, allora lo Stato deve trovare delle soluzioni. Per tutto l'ambito della cultura, dello sport, tutti gli eventi, gli avvenimenti, lei pensi quanti posti di lavoro ci sono? Non si considerano quasi mai nell'ambito della cultura e delle arti. Beh, guardi, io con piacere sono qui dal Conservatorio Steffani stamattina, perché vedere queste aule chiuse, quando la musica è un attrattore, quando è occasione anche di eventi che portano poi turismo di qualità, ma devono essere programmati. Allora diciamo almeno come. Dobbiamo dirlo adesso come si riaprirà, in che modalità, che tipo di stagione avremo davanti, quante spiagge, come le spiagge saranno organizzate. Mentre il governo italiano ignora tutto questo, invece c'è Germania, Austria, Croazia e tutti i paesi, diciamo, di là delle nostre Alpi che stanno ragionando di un corridoio sanitario. Sa che cosa è? Sono protocolli condivisi per dire già ora ai loro cittadini: andate in vacanza lì, perché verranno riconosciute le quarantene, verranno riconosciute le procedure, quindi se io parto dall'Austria e sono a posto, non ho la febbre, così mi è stato certificato, non devo quando entro in Croazia rifare lo stesso processo. L'Italia è tagliata fuori da questo, vuol dire che noi perderemo clientela delle nostre spiagge, quella è la clientela tradizionale nostra, che è tedesca, austriaca, che sta nelle spiagge di Jesolo, di Caorle, di Sottomarina, esclusi, tagliati fuori, perché il nostro governo è preso da distinguere tra da non distinguere se il toilettatore da cani è come la mia parrucchiera, cioè lei si rende conto della follia. Siamo governati da questa gente qua. Lo dico veramente con tanto malessere e con un tono poco istituzionale, perché poi a me toccano i temi istituzionali. Io devo pensare ai tanti lavoratori stagionali che il governo non aveva neanche previsto negli ammortizzatori in deroga. Ammortizzatori, come dicevo prima, che non sono pagati dallo Stato oggi, che è responsabile di queste lungaggini. Allora, abbiamo poca certezza nella prospettiva e lei, come me, sa che le vacanze si programmano. Non è che possiamo dire tra un po' apriamo domani mattina e non avere clienti, perché a questo punto per qualcuno converrebbe tenere chiuso. Certo, sicuramente lei toccava anche il tema dello spettacolo, degli spettacoli, e quindi anche quello è tutto un volano dell'economia, no? Che oltre al turismo si affianca, perché poi non dimentichiamo tutte le manifestazioni estive, moltissime, la stragrande maggioranza sono già state annullate, con tutte le conseguenze naturalmente per quelle persone che ci lavoravano. Lei citava prima appunto i lavoratori dello spettacolo, ma ci sono appunto centinaia di professionalità diverse che sono legate a tutto questo settore, da chi monta il palco ai cameraman, piuttosto che ai fonici, piuttosto che ai registi. Magari se non si è del settore si fa fatica a pensare, però in realtà sono centinaia di professionalità che lavorano dietro tutto questo settore. È così, bravo, ha fatto bene a sottolinearlo, perché so che voi ve ne siete anche occupati di recente, ma e so che c'è stato anche un accorato appello dei grandi nomi dello spettacolo nel dire: guardate che c'è tutto un sostrato che lavora qui così, in questo modo, e pensate a quanta economia del territorio, che è buona economia, verrà a mancare senza le stagioni estive della lirica, del balletto, dello spettacolo, senza i momenti di aggregazione all'aperto. Eppure stiamo affrontando, diciamo, il post inverno, e quindi anche un momento in cui dovremo avere un calo epidemiologico evidente. Nessuno sta dicendo adesso come devono attrezzarsi queste persone, quali saranno le prescrizioni. Nessuno ci sta pensando, e poi si pensa di arrivare all'ultimo con un prendere o lasciare, con sempre affrontare il problema in emergenza, e lei capisce che su questo aspetto non possono essere le singole regioni, perché questo sì è responsabilità dello Stato, quello della definizione dei principi della salute pubblica.
ma non li hanno neanche definiti, non ci stanno dicendo come ci si può muovere e non lasciano alle regioni la possibilità di organizzarsi in questo modo, perché altrimenti si rischia di passare per quelli che sottovalutano il problema. Però la sottovalutazione del problema, e chiudo, è che non hanno capito che se chiudi con decreto devi allora aiutare economicamente, non ci può essere questo e non quello. È chiaro. Assessore, ancora 2 parole, volevo chiederle sulla questione dei lavoratori stranieri in agricoltura, perché anche questo è un tema particolarmente acceso e caldo di queste ultime ore, peraltro con degli appelli anche che sono venuti da numerose associazioni del nostro territorio, dalla Coldiretti alla CIA, che si trovano in grossa difficoltà proprio per la carenza di manodopera. Pensiamo ai vigneti di tutte le nostre colline, pensiamo ai lavoratori stagionali per la raccolta della verdura nel Rodigino, piuttosto che in vaste aree del Veneziano o del Veronese. Da questo punto di vista la situazione com'è, Assessore? Affrontata nel modo sbagliato ancora una volta dal governo, che pensa di proporre in questo caso solo la regolarizzazione di lavoratori stranieri che peraltro sono poco qualificati e sono stati oggetto di lavoro nero. Cioè, l'unica idea in questo campo del ministro dell'agricoltura è stato regolarizziamo il lavoro nero, che è una contraddizione in termini. L'agricoltura, il mondo dell'agricoltura invece si è rapportato con noi, con la regione. Io e il collega Pan abbiamo affrontato questa cosa ancora un mese fa circa. Abbiamo messo a disposizione i portali dei centri per l'impiego affinché da lì si possa pescare tra i lavoratori disoccupati. Come dicevo, il governo ha fatto un grave errore a togliere l'obbligatorietà dell'accettazione della proposta di lavoro per il reddito di cittadinanza, perché io sarei andata in queste settimane a dire a un percettore di reddito di cittadinanza: c'è il lavoro stagionale in agricoltura, lo devi prendere, non lo posso, lo voglio, non mi piace, è troppo bassa la terra. Quindi il problema è affrontato ancora una volta nel modo sbagliato. Qual era il modo semplice? In questo momento di grave crisi e di tanta disoccupazione, fare in modo che i disoccupati accettassero quei lavori. Poi è chiaro che ci sono lavori per cui gli stagionali storici che provenivano da altri paesi avevano delle professionalità, perché non è che in agricoltura va bene chiunque, però diciamo che ci sono lavori per cui le competenze possono essere più basse e allora vanno bene tutti i disoccupati, gli si spiega come si fanno le cose e si fanno. Poi ci sono i lavori un po' più qualificati, per quello il problema resta, perché chiaramente stiamo parlando di professionalità. Potare una vigna non è una cosa semplice, Certo. tagliare un ulivo non è una cosa semplice, diciamo che raccogliere le fragole è una cosa più semplice. Certo, sicuramente. Assessore, io approfitto di lei, se ha ancora un minuto, prima di salutarci. Guarda, io sto bene, ci fosse solo un po' di musica nel conservatorio, ma vorrebbe dire avere i ragazzi qui a suonare. Ecco, a proposito di ragazzi, era proprio di questo che volevo parlare con lei, perché è una notizia di questi minuti, visto che appunto lei ha anche la delega all'istruzione per quanto riguarda la Regione del Veneto, una precisazione del Ministero sugli esami di terza media. Esami di terza media che avranno l'orale per via telematica, quindi non più in presenza come si pensava nei giorni scorsi, ma per via telematica per quanto riguarda appunto i ragazzini che frequentano la terza media. Guardi, è già un passone in avanti per questo ministro, perché all'inizio aveva detto che l'esame di terza media non si faceva. Cioè così, come dire, non è importante, i ragazzi anche se hanno studiato passeranno lo stesso, il che significa non dare il giusto peso all'impegno di studenti e di ragazzi. Io credo invece che la modalità in presenza sia migliore. Io non sono d'accordo sull'esame per i ragazzi terza media, ma neanche per quelli delle superiori a distanza, perché in un luogo sanificato tra oramai un mese, perché insomma gli esami ci saranno dopo la seconda metà di giugno, non pensare che per quel momento ci possano essere condizioni di sicurezza vuol dire non avere la testa a posto. Io credo invece che per la metà di giugno si possa andare in un'aula con tutte le distanze del caso, con i professori che possono stare distanziati, perché non è che poi i professori non vanno a fare la spesa, non vanno in farmacia, per quel tempo saranno, spero, anche andati dal parrucchiere, dal barbiere, quindi una vita che deve tornare alla normalità.
Perché ai ragazzi non possiamo restituire la gioia, la prova di un esame? Perché non possiamo dire, perché non abbiamo voglia di fare qualcosa di un pochino più dispendioso? Per questo vale per il ministro, perché i docenti non la pensano così. Assessore, grazie mille allora per essere stata con noi, buon lavoro, naturalmente penso che ne abbiate molto da svolgere in questi giorni e in queste settimane, nonostante insomma le difficoltà oggettive di questa situazione. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie Marta per la bella intervista, grazie. Grazie a lei, buon lavoro. Allora, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, lì nella regia, restate con noi, ritorniamo tra pochissimo. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione speciale straordinaria dei nostri telegiornali. Parliamo ora un attimo di noi, perché Media Nord-Est, il nostro gruppo, è risultato essere il primo network in Italia per ascolti, con Antenna 3 al vertice della classifica nazionale e Rete Veneta seconda nel Nord-Est. Sentiamo quindi il ringraziamento a voi telespettatori del nostro editore Filippo Iannakopoulos. Vi rubo qualche istante per dirvi grazie. Grazie perché ci siete vicini. Grazie perché questo mese di aprile, come anche il mese scorso, è stato un mese record per il nostro network. Come sapete abbiamo lavorato buttando il cuore al di là dell'ostacolo. Non abbiamo guardato l'economia, non abbiamo guardato la pubblicità che non poteva esserci perché le aziende erano chiuse, ma abbiamo cercato di servire, di fare servizio pubblico, di entrare nelle case, facendo compagnia, informando e essendo vicini a tutto il nostro popolo in un momento di grande difficoltà, come questo dell'emergenza da Covid-19. E i risultati sono dei risultati record, che ci sorprendono, ci rendono pieni di orgoglio e che meritano un grande ringraziamento a tutti voi. Media Nord-Est è il primo gruppo televisivo locale d'Italia. Antenna 3 è la prima televisione locale d'Italia. Antenna 3 è ovviamente la prima televisione locale del Nord-Est e Rete Veneta è la seconda televisione locale del Nord-Est. In molte fasce abbiamo battuto tutti i programmi RAI e i Mediaset. Siamo riusciti a dare un servizio ai telespettatori che è un servizio di qualità, che è un servizio che è basato sul lavoro delle donne e degli uomini che compongono il nostro gruppo e che in questi mesi hanno veramente dato tutto per cercare di servire nella maniera migliore voi telespettatori. Ecco, il vostro affetto, questi record di ascolto che ci danno un'assoluta leadership nel panorama nazionale, ci fanno capire quanto importante sia la televisione locale, quanto importante è farla bene, quanto importante sia fare servizio pubblico. Ecco, il proposito è che in questa fase 2 di ripartenza potrete contare sulle nostre televisioni. Siamo tutti una grande squadra, lavoriamo per il nostro territorio, cerchiamo di sollevarci tutti insieme, diamoci una mano, siamo una grande popolazione, siamo un grande popolo, potremo farcela. Grazie a tutti. Grazie quindi a tutti voi telespettatori perché continuate a seguirci così numerosi e con tanto affetto. Allora noi ora parliamo, ne abbiamo già parlato svariate volte nei giorni scorsi, di questo grande malcontento che c'è in molte categorie economiche di esercenti, di artigiani che sono stati esclusi nella fase 2 da questa prima riapertura. In particolare tutti quelli che sono i servizi della cura alla persona, dai parrucchieri agli estetisti. Abbiamo in collegamento Ivana Del Pizzol, presidente degli acconciatori della Confartigianato di Belluno, via Skype. Eccola qui, la vediamo in diretta. Buona giornata, grazie per essere qui con noi. Una situazione quindi molto difficile, quella di molte parrucchiere, quelle che lei appunto rappresenta e che in queste ore abbiamo visto più volte protagoniste anche di iniziative, di manifestazioni di protesta. Quali sono sostanzialmente le ragioni per le quali voi chiedete di poter riaprire in sicurezza? Intanto buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito, mi complimento per il vostro gruppo perché effettivamente è molto seguito ed è un onore e un piacere essere presente perché sappiamo di essere ascoltati veramente da molte persone.
Dunque, veniamo noi. La nostra categoria benessere, è veramente tanto arrabbiata, delusa da come stanno andando le cose. Diciamo che in questi ultimi giorni sembra che ci sia un'apertura da parte del governo anche per il nostro settore, per poterci far aprire qualche giorno prima rispetto alla data del 1° giugno che, come ben ha detto lei, ha fatto arrabbiare tantissimo queste categorie. In alcuni casi ci sono state anche delle manifestazioni proprio nelle piazze, e come non condividere questo sentimento. Alcuni di noi hanno simbolicamente portato le chiavi ai propri sindaci come dimostrazione di delusione, proprio di non farcela più. Anche Confartigianato da parte sua ha lavorato molto bene e ha presentato un protocollo al governo ancora il mese scorso, e quindi non abbiamo perso tempo e ci siamo dati da fare con questo specie di vademecum al quale attenersi per far capire al governo che eravamo pronti ancora molti giorni fa per la ripartenza. Non siamo stati ascoltati e quindi di conseguenza qualcuno ha protestato, naturalmente in modo sempre civile, sempre tutto sommato sereno, insomma, per quanto possa essere, però non abbiamo ottenuto ancora nulla, e io spero vivamente che in questi giorni ci sia questo cambio di rotta e che ci facciano aprire quantomeno per il 18 di maggio. Recuperiamo almeno mezzo mese di lavoro. Le motivazioni, mi chiedeva lei, motivazioni chiaramente... Sì, perché uno dei motivi, insomma, per i quali è stata posticipata l'apertura dei parrucchieri piuttosto che degli estetisti è appunto dovuta, secondo questi studi, questi codici e questi studi che sono stati fatti dall'INAIL, ad una difficoltà nel mantenere quelle che sono le misure di sicurezza per questo contatto ravvicinato che ci sarebbe con il cliente. E secondo voi perché non è così? Perché voi vi sentite di poter garantire una riapertura in tutta sicurezza per i clienti, ma naturalmente anche per voi stesse, non dimentichiamolo, insomma, perché anche voi stesse siete delle operatrici potenzialmente a rischio, così come lo sono le vostre dipendenti, i vostri dipendenti, no? Assolutamente, i punti sono effettivamente due. Da una parte c'è la sicurezza, dall'altra, come stavo dicendo, la questione economica, che non è assolutamente da sottovalutare. Per quanto riguarda la sicurezza, io credo che ci sentiamo assolutamente sicuri di quello che stiamo facendo, e le proposte che abbiamo fatto con questo protocollo sono proprio per il top della sicurezza. Ma abbiamo detto anche diteci voi, che il governo ci dica cosa dobbiamo fare, a cosa dobbiamo tenerci, perché in realtà ancora al giorno d'oggi non sappiamo quali sono le richieste sotto quel profilo sanitario. Se il governo ci dice dovete mettere anche la mascherina tripla, cambiarla ogni 2 ore o altre cose, siamo disponibili ad accettare le condizioni, purché ci lasciano aprire quanto prima. Premetto che comunque le nostre categorie sono sempre attente sotto questo punto di vista, perché le attrezzature vanno sterilizzate, usiamo i guanti monouso, gettiamo le mantelline ogni volta che facciamo un servizio, per cui ad ora l'unica cosa come acconciatura che dobbiamo fare in più è solo una mascherina di protezione tra noi e la cliente. Non siamo addosso così tanto alla cliente da diventare pericolosi gli uni per gli altri, perché rimane comunque un bel margine di spazio. Ci sono anche le visiere che possiamo prendere in dotazione nel momento in cui dobbiamo arrivare più vicini alla cliente. Anche le estetiste, ancora più delle acconciatrici, usano usa e getta da molto tempo. Le mascherine, per esempio, le estetiste le usano
tantissimo. Sì, ancora prima del coronavirus, insomma, no? Volevo chiederle, Ivana Del Pizzol, che effetto le fa sentire che alcune regioni confinanti hanno insomma fatto questa fuga in avanti, decidendo di aprire subito. Di fatto Bolzano, il Consiglio provinciale di Bolzano ha approvato proprio questa notte la riapertura già da domani di molti negozi, da lunedì anche di parrucchiere ed estetiste. Una linea molto simile sembra volerla percorrere anche il Friuli Venezia Giulia, quindi insomma come Veneto siamo proprio circondati, no? Da iniziative di questo tipo. A voi che effetto fa questo? E noi siamo anche abituati, io dico, a questo, perché già normalmente con le regioni autonome a fianco non è che ce la caviamo proprio molto bene. Voi siete bellunesi, quindi sentite particolarmente poi, no? Assolutamente, noi siamo proprio incastrati lì tra una regione e l'altra e quindi siamo veramente tanto abituati a questo. Non lo so se loro si sentono pronti, se sono in grado di fare questo, ben per loro, non so cosa dire. Noi la richiesta l'abbiamo fatta anche alla Regione Veneto naturalmente, ma sappiamo benissimo che devono essere devono aspettare il via comunque dal governo, insomma. Ieri sera dicevano che anche la Puglia si attiene a questo, già da lunedì anche in Puglia i parrucchieri aprono, quindi insomma non lo so, siamo in balia di decisioni che non arrivano, di disparità come sempre, e non si sa cosa dire, se non la delusione grande che abbiamo attorno a noi sempre. Certo, allora io vorrei, prego la regia di mandare in onda proprio il servizio che è stato realizzato ieri sera dalla nostra redazione di Trieste con l'intervista al governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, proprio su questo argomento delle riaperture di cui stiamo parlando. Sentiamo. La mia preoccupazione è che se non si capisce la reale situazione del Paese si vada verso una tensione sociale dove le alternative non saranno rimaniamo tutti a casa, teniamo tutto chiuso o usciamo tutti, apriamo tutto, ma sarà se si apre e si esce con delle regole o senza regole. Io penso che sia più utile dare queste regole condivise e far sì che si possa ripartire all'interno di queste regole stesse. E per questo io, finito questa conferenza stampa, andrò alla conferenza delle regioni e porterò questa posizione di Regione Friuli Venezia Giulia, che per quanto mi riguarda è l'apertura, ribadisco, con i protocolli nazionali. Noi abbiamo fatto il protocollo e le linee guida regionali, ci sono già oltretutto i protocolli siglati dalle categorie, molti protocolli, dove l'11, quindi lunedì prossimo, si possa riaprire il commercio, e il 18 tutte le restanti attività, quelle che magari hanno ancora più delicatezza. Ecco, allora, ha sentito, no, Ivana Del Pizzol, quindi anche in Friuli Venezia Giulia probabilmente insomma, la richiesta del governatore è questa, anticipata dalla provincia autonoma di Bolzano, che addirittura insomma, da lunedì potrebbe riaprire. Ci spiega lei che differenza c'è tra una parrucchiera di Belluno e una di Erto, voglio dire, ammesso che ci sia la parrucchiera d'Erto piuttosto che una della provincia autonoma di Bolzano? Qui è difficile la risposta, è una disparità grandissima. Diciamo una parrucchiera di Padola e una di Sesto, ecco, così siamo più vicini, no? È che quella di Belluno deve aspettare un'altra settimana probabilmente, sperando che con il 18 possa passare tutto, altrimenti no. Bisognerebbe chiedere al governo se trova qualche differenza tra questa piuttosto che l'altra. Io non credo che ce ne siano e mi ricollego al video che avete fatto vedere, che avete mandato in onda, e dico come non essere d'accordo con il governatore del Friuli, ma anche il nostro governatore del Veneto, credo che sia sulla stessa linea di Federico. Io non so, è da un mese, 2 mesi che continuiamo a dire vogliamo solo cose chiare, cose certe, diteci un giorno e diteci le modalità. Non credo che sia così difficile la cosa e non si capisce perché venga trascinata così a lungo
senza motivazioni particolari, insomma. Anche perché al di là della singola data, diciamo, in sé della riapertura, in realtà le regole non sono ancora state proprio chiarite, no? Ne accennava lei prima, cioè voi sapete esattamente che distanza dovete mettere, per esempio, tra una postazione e l'altra, se sarete obbligate, per esempio, a mettere, si parla tanto, no, di queste famose paretine in plexiglass per dividere, se per esempio i lavatoi delle teste dovranno essere distanziati piuttosto che occupati, uno sì uno no, oppure allontanati, se dovrete mettere le visiere, se dovrete mettere delle barriere con il buco per far passare le mani e lavare i capelli, insomma sono tante piccole cose che però insomma sarebbe bene sapere con un certo anticipo, anche per riorganizzare il proprio negozio, immagino, no? In base a quelle che sono queste nuove regole. Assolutamente sì, è quello che stiamo chiedendo, anche se sinceramente poi stanno girando tante voci e tante supposizioni proprio su queste attrezzature. Anche come diceva lei, quell'oggetto che ci hanno proposto da appoggiare sui lavateste per lavare le teste, sinceramente la vedo un po' difficile lavorare con quelle modalità e non credo che servano queste cose estreme, io le giudico estreme, ma comunque in ogni caso se il governo dovesse dire dovete mettere assolutamente quella paratoia lì, la mettiamo. Io torno ad insistere sullo stesso concetto, stiamo solo aspettando che ci dicano cosa fare. La proposta l'abbiamo fatta noi con delle cose ragionevoli, di buon senso, delle proposte chiare, dove diciamo mettiamo la distanza da una postazione di lavoro all'altra, usiamo tutti i dispositivi necessari, disinfettiamo ogni volta che la cliente se ne va e che ne arriva un'altra, cerchiamo di prendere gli appuntamenti nel modo più logico possibile. Quindi non è che si parta da un nulla, possono partire anche il governo, anche queste commissioni che ci sono, che stanno lavorando, possono partire già da dei progetti, da delle cose chiare e logiche che noi possiamo fare già da domani mattina, per dire. Quindi si tratta solo di dire sì questo, no questo, in più quest'altro. E io credo che più semplice di così non possa essere, anche perché nel frattempo queste aziende sono chiuse, i costi vanno avanti, la liquidità non arriva, tante promesse che sono state fatte purtroppo non sono vere e quindi c'è la preoccupazione proprio che ci siano delle proteste che sarebbero anche comprensibili sotto un certo punto di vista. Certo, sicuramente, anche perché comunque le spese vanno avanti, ne abbiamo parlato già in altre edizioni straordinarie, per esempio per chi non ha il negozio di proprietà c'è l'affitto che comunque deve essere pagato, ci sono le bollette, ci sono le tasse, spesso magari sono stati fatti anche degli investimenti con dei prestiti, con dei finanziamenti che devono essere in qualche maniera ammortizzati e pagati dai titolari, cosa che naturalmente crea non pochi problemi. Volevo chiederle anche un'altra cosa, perché sia in redazione ci sono arrivate delle telefonate, sia ci sono state varie lamentele da parte della categoria, insomma, che voi rappresentate, circa il fenomeno dell'abusivismo, perché mentre diciamo voi siete costretti a tenere chiuse le vostre botteghe, chiusi i vostri negozi, ci sono però anche dei parrucchieri piuttosto che delle estetiste abusive che vanno a casa a fare i capelli piuttosto che altri trattamenti, quindi con un ulteriore, insomma, oltre al danno la beffa pure, no? Esattamente, proprio così. Allora, diciamo che la piaga dell'abusivismo esiste da sempre, è quantificata circa sul 15% rispetto al totale del reale, insomma, e in questo periodo qui c'è stata fatta una ricerca che ha aggiunto questa piaga sociale quasi il 27% rispetto a prima, quindi abbiamo quasi raddoppiato le uscite di queste persone che vanno a lavorare abusivamente. E non solo il danno economico, ma soprattutto il rischio sotto il punto di vista sanitario, perché
quella persona che parte da casa sua propria con la valigetta e fa 3, 4, 5 clienti in un giorno, può portarsi dietro tranquillamente qualsiasi virus, qualsiasi cosa da una cliente all'altra senza poter sterilizzare gli attrezzi, senza poter gettare le cose monouso e quant'altro. E quindi è un doppio danno questo qui, ed è reale. Ecco, voi avete una stima dell'entità, insomma, di questo fenomeno nel periodo del coronavirus? Lei diceva appunto è aumentato in questo periodo di lockdown. È quasi raddoppiato. Quasi raddoppiato. In effetti anche i controlli, abbiamo pregato tanto che ci stiano i controlli, però chiaramente capisco anche che è difficile riuscire a cogliere nel momento giusto chi fa queste operazioni, però veramente bisognerebbe avere più attenzione per questa cosa, perché nel momento in cui anche riuscissimo ad aprire finalmente, mancherà sicuramente una parte di clientela che è andata a servirsi tranquillamente da queste persone. Certo, allora io intanto la ringrazio di questo collegamento, la ringrazio per essere stata con noi e per aver sollevato quelle che sono le difficoltà, insomma, di questa categoria che lei rappresenta e che appunto risulta tra le più penalizzate assieme ai baristi e ai ristoratori relativamente alla mancata apertura. Grazie allora Ivana Pizzol, Presidente degli Acconciatori della Confartigianato di Belluno, per questo suo intervento e speriamo di sentirci magari più avanti con delle notizie positive finalmente anche per questo settore. Continuando a rimanere... Spero che ci sia qualcosa di nuovo prossimamente, perché stiamo lavorando anche per quanto riguarda il sostegno economico anche da parte dell'EBA, che è ente di Confartigianato, e anche da parte della Camera di Commercio che sta istituendo dei bandi. Certo, grazie allora e arrivederci, a risentirci. Insomma, per quanto riguarda proprio questo problema a cui accennava anche la nostra ospite relativamente al rischio che stanno correndo molte aziende piccole, ma non solo, relativamente alla carenza di liquidità e al problema appunto dei finanziamenti, c'è uno studio particolare che è stato realizzato proprio a Padova. Gli esperti denunciano infatti un mancato coordinamento tra la normativa fallimentare e la legislazione emergenziale che consente appunto l'accesso al credito. Questo ovviamente sta creando non pochi problemi, con molte imprese, dicono, sull'orlo della bancarotta. Sentiamo. In questo periodo di emergenza sanitaria sono molti gli imprenditori padovani che sono ricorsi ai finanziamenti erogabili dalle banche attraverso il decreto liquidità, ma pochi forse sanno del rischio che possono incorrere. È vero che i finanziamenti statali possono essere d'aiuto, ma la garanzia richiesta pone l'imprenditore a rischio dal punto di vista penale qualora la sua azienda fallisse nonostante gli aiuti statali. Ecco cosa ci dice l'esperta. Si pone un problema per quella che è una situazione fisiologica e un problema per quella che sarà poi una situazione patologica. Cioè c'è, da un lato viene denunciata da più parti una prassi un po' distorsiva delle banche, nel senso che cosa stanno facendo? Quando erogano questo tipo di finanziamento garantito dallo Stato, cercano sostanzialmente di utilizzare questo tipo di finanziamento per ripianare i debiti pregressi che... Ecco, allora è arrivato, sentiremo dopo il servizio, è arrivato il governatore Zaia, sentiamo quindi il collegamento in diretta con Marghera, la protezione civile. Siamo puntuali, no? Sì? Boh, perfetto. Grazie e buongiorno a tutti e un ringraziamento anche a tutti coloro che ci seguono in diretta. Direi subito di presentare il bollettino, poi c'è anche un omaggio per voi. C'è l'Axury Spa che ci ha fatto tutta la sanificazione gratuitamente di tutto il complesso, ha dato un kit per ognuno di voi che c'è mascherina, guanti e salviettina, poi ve lo ritirate, insomma, e qui c'è uno scatolone. E quindi sappiate che poi è quello che viene consegnato negli alberghi, mi hanno detto, no? No, nelle strutture.
Allora, totale tamponi 421.673, ne abbiamo fatti 11.000 rispetto a ieri. Ricordo che siamo gli unici che fanno tutti questi tamponi quotidianamente. Ci sono delle realtà che fanno 1.000 tamponi al giorno. Isolamento 5.503. Oggi peraltro devo darvi una comunicazione rispetto al bollettino, bisogna che ci capiamo bene, che poi qualcuno dica che nascondiamo i numeri. Siccome c'è sempre qualche complottista in giro, si nascondono i morti, i malati, si cancellano le residenze e altre menate del genere. Sono meno 270 rispetto a ieri. Numero positivi 18.618, sono più 65 rispetto a ieri. Considerate che i positivi ci vengono da uno screening che va oltre gli 11.000 tamponi. Pensate, tutte le aziende che stanno facendo il test rapido o il test serologico, se trovano una positività, di solito la positività nei test è di circa il 2-3% massale, quel 2-3% poi arriva a farsi il tampone. Quindi voi dovete considerare che c'è una marea di screening sul territorio. I ricoverati sono 910. In particolar modo sono 831 in area non critica e poi vedremo, però ecco cosa voglio dirvi. Sono arrivate le nuove, eccolo qui, salutiamo anche l'assessore Lanzari, che viene da Padova e c'era la Presidente del Senato, no? Giusto? E allora volevo dirvi, c'è arrivata una nuova circolare, quindi capiamoci bene, che ci dice che rispetto ai ricoverati e alle terapie intensive, i malati Covid sono solo coloro che sono positivi. Quindi rispetto ai 910 già oggi, perché vi dico che domani non troverete più 900 ma troverete un numero molto più basso, rispetto a questa circolare noi abbiamo 380 persone ricoverate che non sono più positive. Quindi se oggi avessi dovuto darvi il dato in base al bollettino nuovo, vi avrei dovuto dare 910 meno 380. Scusate, capito? Scusa, no, non ho coronavirus, tranquillo. No, è polline che siamo andati dei pulcini prima, insomma, dopo, cioè sta venendo su un esercito lì, E abbiamo tolto, però domani penso di portarvi a dirvi anche cosa faremo con i pulcini. Quindi da domani avrete i dati rettificati, non da stasera, e perché lo facciamo? Se volete la mia opinione io lascerei questi. Il problema è che se noi facciamo uscire un bollettino con questa modalità, il bollettino che viene dato a livello nazionale sarà diverso. Quindi se volete vi diamo anche le due alternative, vedo che vi aggrada di più, quindi vi daremo le due colonne, diciamo totale, e poi vi diamo i Covid negativi che si sono negativizzati. Quindi oggi dei 910 ne abbiamo esattamente 380 che sono negativi. Ci tenevo a spiegarvi questo passaggio, e poi c'è sempre qualche fenomeno, non voi, che dice sono spariti, hanno trovato il sistema per diminuirli. Le terapie intensive 79 ragazzi, stiamo marciando bene verso il basso, meno 8. I dimessi sono 2.882 più 56. Se volessimo proprio andare a vedere un dato che ci dà già una dimensione, abbiamo avuto più 65 positivi, più 56 dimessi, vuol dire sempre che il bilancio è sempre verso la direzione di una situazione che si va spegnendo. I morti sono 1.243, ma in totale sono 1.627, quindi abbiamo passato anche la soglia dei 1.600, sono più 8. Quindi anche il numero di morti quotidiano sta calando. Vi ricordate che eravamo fino a qualche giorno fa 15, 20, adesso siamo a più 8. Nati 92. Prego. Proprio solo sui dati, allora
sono più 8 i morti in ospedale, sono più 38 i morti in generale. E i più 8 in ospedale, oggi tragicamente il più 8 in ospedale combacia con i meno 8 in terapia intensiva. Siccome è un dato che abbiamo chiesto già dall'inizio, cioè le terapie intensive si stanno svuotando perché la gente guarisce oppure purtroppo no? Sì, non per mortalità, no. No, la mortalità, guardate, è ovvio che l'incidenza sulla terapia intensiva è di più, ma escono un sacco di persone alle terapie intensive guarendo, Cioè non è che il bilancio sia vuoto per pieno, no, cioè no, perché se pensate abbiamo avuto dei pazienti oncologici che non sono morti in terapia intensiva, però per noi erano Covid positivi, per cui sono stati censiti e sono pazienti che non sono morti intubati, ma sono morti per complicazioni. Allora, rispetto a questi dati, per parlare ancora di quello che accade che noi siamo in una situazione assolutamente positiva nel senso che abbiamo le curve che vanno verso il basso. È fondamentale che non si cali la guardia. Guardate, abbiamo avuto nelle ultime ore tante segnalazioni di cittadini responsabili che ci hanno segnalato comportamenti irresponsabili. Quindi l'appello che faccio a tutti, attenzione, prima di tutto c'è il rischio di ammalarsi e di diffondere il contagio. Il secondo rischio, che non è irrilevante, è quello di tornare alla quarantena per tutti e quindi un minimo di sacrificio di portare la mascherina. A me capita di vedere che soprattutto, ma se vedete anche il campetto qui davanti agli uffici, al mattino c'è più di qualcuno che va lì senza mascherina. E questo vuol dire che ancora non si è capita la gravità di questa patologia e grande responsabilità ce l'hanno i complottisti, tutti quei personaggi che vanno a dire in giro sui social da altre parti che non esiste nulla, che sono morti meno persone rispetto all'anno scorso, che non è vero, e se non in alcune case di riposo, ma vi ricordo che le case di riposo alcune sono Covid free, cioè non hanno proprio neanche avuto positivi, per cui è inevitabile che quelle abbiano un bilancio, perché la casa di riposo o si è infettata, ma se non si è infettata è una struttura talmente protetta che ha vissuto di vita sua. Il 75% delle case di riposo in Veneto non ha pazienti positivi nella storia del coronavirus. Quindi vi dico, l'appello che faccio ai cittadini, ho fatto anche questa mattina un tutorial per un vostro collega per la mascherina, bisogna usare la mascherina. È fondamentale questo. È fondamentale perché quando si esce dalla proprietà privata bisogna avere la mascherina. E prima di passare la parola a voi vi dico che abbiamo 57.130.000 euro di raccolta e 37.400 donatori, poi vediamo anche lo schema. Poi ci sono arrivati un sacco di lavoretti, questo è un bambino, Pietro Rigon di San Bruson, e ci ha mandato, guardate che bel lavoretto che ha fatto l'ospedale, poi si apre l'ospedale e dentro abbiamo scoperto che c'è una bustina e ci sono la donazione 5 euro. Quindi bello e creativo, bravo Pietro, e grazie per la donazione, e quindi sarà il 37.401esimo donatore, Pietro Rigon. Poi altri bimbi, Sonia Martinuzzi, andrà tutto bene, mi ha mandato anche una letterina, Sonia di Cervarese Santa Croce se non ricordo male. Poi ne mostro qualcuno oggi, la conferenza stampa, e questa è Gaia Fainello e ha disegnato proprio la conferenza stampa. E poi altri disegni, questa è Camilla Marini di 9 anni, insomma un sacco di bambini. Poi c'è una bella lettera di un bimbo che vi voglio leggere perché veramente fa onore a quella comunità. Sono Alberto, un bambino di 7 anni, abito a Vo. Anch'io ho fatto il tampone e il prelievo, 7 anni. Sono stato bravo, non ho pianto e mi hanno regalato anche un uovo di Pasqua. Gioco a calcio nella squadra dei Colli e faccio il portiere. Sono orgoglioso di aver contribuito ad aiutare la scienza. Alberto Sinigaglia di Vo, 7 anni.
E quindi questa è la civiltà dei veneti e soprattutto dei nostri bimbi. Infine c'è Sara Cescondi, 5 anni, scusate, Gioele Biscontin, di 5 anni, di Vazzola, e ci ha mandato anche lui dei disegni che adesso sono ovviamente riprodotti, e comunque quindi grazie anche a lui. Grazie per questo, domani daremo anche comunicazione per i pulcini. Io passerei la parola per le domande. Prego. Allora, comincia Filippo, andiamo sempre in senso a sinistra a destra. Sì, buongiorno Presidente. Allora, è di oggi la notizia che l'Alto Adige ha deciso di riaprire in anticipo, insomma, in maniera autonoma le attività. Il Friuli dice che lunedì farà altrettanto. Vorrei sapere se da parte appunto del Veneto mi pare di capire, insomma, che dal Ministro Boccia, ma soprattutto dal Ministro Speranza, è stata manifestata indisponibilità a una riapertura anticipata. Guardate, allora, primo dato, ad oggi c'è solo un provvedimento che è una legge del Consiglio regionale della provincia autonoma di Bolzano, che ovviamente è stato fatto dalla provincia autonoma di Bolzano, invocando l'autonomia, invocando tutta una serie di presupposti giuridici, e se volete questo artifizio permette forse di aprire un varco per una provincia autonoma, visto e considerato che non è un'ordinanza, quindi non viene impugnata al TAR, ma dovrà andare in Corte Costituzionale. Questo forse è il vero ragionamento da fare. Mi sento costantemente col collega Fedriga e con gli altri colleghi, Totti, Fontana, Bonaccini, insomma tutti quelli che vi vengono in mente, e dico che c'è condivisione rispetto al fatto che il 1° giugno sia una data troppo distante. Allora, il governo decide in base alla legge. Voi sapete che in caso di emergenza è il governo che assume le decisioni, tant'è vero che noi non possiamo aprire delle attività, cioè qualsiasi ordinanza fatta dal sottoscritto, se va contro la legge, non ha nessuna efficacia giuridica. Oltre a non avere efficacia giuridica, mette nei guai tutti coloro che tirano sulla serranda e si trovano alle forze dell'ordine a far verbali. Poi c'è poco da fare i fenomeni da parte nostra. Questa è la vera storia. E lo dice uno, insomma, che quando si è trattato di forzare la norma l'ha forzata, siamo riusciti a fare un referendum addirittura. Stiamo ragionando, penso che ieri la conferenza dei presidenti si sia espressa in maniera assolutamente legittima e onesta nei confronti del governo. Noi siamo stati sempre per la leale collaborazione, però è indubbio che i tempi di attesa si stanno troppo dilatando, è indubbio che non possiamo più attendere, e chiediamo, o quantomeno io in particolar modo chiedo, che il governo produca un provvedimento che potrebbe essere tranquillamente un DPCM nel quale si dice: si autorizzano le regioni ad aprire sulla base di un piano che vogliamo vedere. Quindi lasciamo alla fine l'ultima parola, se volete, da un punto di vista giuridico a livello nazionale, ma si possa presentare un piano e aprire. Guardate, è difficile spiegare. Io capisco che gli uomini di scienza vanno rispettati, io li rispetto, figuratevi, io ho rispetto e pazienza, tanta. Però dico, è difficile spiegare che un'azienda con 1000 dipendenti può aprire e sta lavorando da settimane, e un negoziante che vende magliette in 40 metri quadri non può aprire. È difficile spiegare che delle attività possono avere degli assembramenti anche di centinaia di persone, e poi una parrucchiera non può tagliare i capelli e fare la conciatura a una signora o a un signore. Allora capite che anche dal punto di vista epidemiologico io vorrei anche delle spiegazioni rispetto a questo, a meno che non si consideri che il rischio da correre lo si corre o lo si è corso perché alcune attività vengono considerate più strategiche di altre, ma secondo me hanno dignità uguale quello che ha 1000 dipendenti come quello che lavora con le sue mani, punto e basta. Perché questo paese l'ha fatto grande, gli artigiani, gli agricoltori, i lavoratori, le industrie, ma siamo tutti partiti nel dopoguerra con la fame. Adesso vedere bistrattati gli artigiani, i negozianti, non lo trovo giusto. Questo dico.
Il governo, se c'è, batta un colpo. E guardate, lo dice chi ha sempre evitato ogni forma di polemica. Però io sono chiamato a difendere i miei cittadini e non faccio l'irresponsabile. I cittadini sappiano tranquillamente che se i dati peggiorano si chiude tutto. I cittadini sappiano che se non si rispettano le regole, come è fatto fino ad oggi, si rischia di chiudere tutto. Non voglio un giorno vedere dire ma Zaia era uno dei paladini di apertura e guardate qua. Ovvio, c'è il rischio dietro l'angolo, ma c'è oggi, c'era ieri e ci sarà anche il 1° giugno. A meno che non si voglia portare avanti questa apertura per non andare a votare. Ma allora prendo atto che in questo Paese si vuole sospendere la democrazia. Perché se tu non ci vuoi far votare, vuol dire che vuoi sospendere la democrazia. Faccio appello anche al Capo dello Stato perché guardi dentro a questa partita delle elezioni, perché è un bruttissimo segnale. Pensate alla lettura che viene data a livello internazionale, o che potrebbe venire data a livello internazionale. Quindi dico che se il problema è la sicurezza, di sicurezza non ce ne sarà mai. Sì, ci hanno spiegato l'R0 e i parametri di qua, i parametri di là. Guardate, se parte un focolaio puoi avere anche l'R0 a 0, cioè rischio 0, se parte un focolaio ne basta uno. Ne basta uno che tu non trovi, che entri in una casa di riposo, che entri in un'azienda, che entri da qualche parte e nessuno se ne accorge, perché vi ricordo che l'incubazione c'è, ma c'è anche il problema degli asintomatici per questo virus. E quindi continua pian piano, tu misuri la febbre, ma sono asintomatici e quindi continua pian piano e ci riscopriamo un mega contagio. Ma può accadere oggi, domani, fra un mese, fra 3 mesi, fra 5 mesi, finché non è sparito il virus. C'è sempre questo rischio. Punto, dico solo questo. Altro? Allora, Emiliano, Rugioni, Marchiori e chiude Zernaro. Presidente, buongiorno. Ma da quello che si è capito, e rimango sempre sul tema del collega Tosato, è che andranno seguite insomma le linee dei contagi e noi già li abbiamo, quindi ci sono segni molto evidenti di quasi azzeramento e in più si è parlato di INAIL. Non riesco a capire quindi quale sia il problema di avere questa autonomia decisionale per le regioni che dimostrano effettivamente miglioramenti, netti miglioramenti. E mi aggiungo sempre al discorso dell'autonomia, fossimo stati autonomi, insomma fossimo autonomi, lei avrebbe aperto quindi anche lei subito? Sì, ma non perché sono irresponsabile. Guardate, io ho firmato ordinanze che hanno chiuso tutto e mi ricordo che in quelle settimane addirittura qualcuno si divertiva a pubblicare i sondaggi facendo vedere il crollo a picco del consenso dei governatori per le ordinanze. Se non ve lo ricordate andate a cercarlo. E io ho continuato a fare ordinanze perché siamo chiamati a scegliere il bene e le cose che fanno bene alla comunità. Inutile invocare gli amministratori che debbono pensare alle prossime generazioni se poi contesti la prima roba utile che ti impongono a fare. Quindi abbiamo fatto le scelte dolorose con la firma. Io ho chiuso il Carnevale di Venezia, tanto per citarvene una. Bene, non è che uno si diverte a firmare un'ordinanza la domenica per chiudere il Carnevale che il martedì è l'apoteosi. Boh. E per oggi vi dico che la percezione che abbiamo noi è che il rischio c'è oggi, domani, dopodomani, questo vi dico. Dopo, perdonate, voi sapete la battaglia che abbiamo fatto perché si potessero mantenere aperti i luoghi di culto, ve la ricordate questa, no? Che non ci sia qualcuno che scrive robe storte. Però io prendo atto che sulle chiese si è trovato un accordo e ben venga l'accordo, perché è giusto dar modo ai fedeli di andare, io ho un approccio laico, però dico è sacrosanto che ognuno possa andare a pregare il suo Dio, no? Bene, allora mi chiedo, ma lì il comitato scientifico cosa ha fatto? Allora vuol dire che si può adottare la norma e la visione anche in maniera un po' più estensiva. Tutto qua. Cioè, se dopo deve decidere il comitato scientifico, io faccio un'altra proposta, che la prossima volta quando arriva il virus diamo tutto in mano al comitato scientifico, che consegniamo le chiavi degli ospedali e gestiscano anche gli ospedali, la sanità, tutto, e decideranno quello che vogliono. Cioè, cosa volete che vi dica? Io non ce l'ho con gli scienziati, però bisogna trovare una condizione di equilibrio. Cioè il rischio zero non ci sarà mai finché non è andato via il virus. Il rischio zero non ci sarà mai. Questo penso ve lo possono confermare tutti gli scienziati. Grazie.
Buongiorno Presidente. Ciao Antonella. Da quello che sto leggendo però la riapertura potrebbe essere il 18 maggio, anche le messe sono state autorizzate il 18 maggio. Perché questa settimana sarebbe così determinante? Ma guardate, Antonella, allora c'è un primo problema, che non c'è programmazione. Perché se il governo oggi dicesse o domani si apre il 18 maggio, tutti cominciano a mettere in moto i motori e almeno hanno un minimo di luce in fondo al tunnel, ma a tutt'oggi a casa mia mi insegnano che il 18 maggio potrebbe presentarsi Conte sabato sera di 2 giorni prima e fare un altro DPCM che vale per un altro paio di settimane. Quindi siamo anche, come si può dire, in una area di incertezza che è paurosa. Non c'è, anche la comunicazione è importante, cioè dire a un parrucchiere che apre fra una settimana è già doloroso, ma almeno gli dici, guarda che fra una settimana tutti aperti. Dopo dire che le parrucchiere possono aprire dal 18 vuol dire non conoscere neanche il mestiere, è l'Unise tutti i serai, ecco. Quindi facciamo almeno la deroga per il lunedì, che anche questo sarebbe già un buon segnale, noi recuperiamo un giorno prima. E questo lo dico ai comuni, che si potrebbe proprio andare in deroga da subito anche per questo. Per cui questo è quello che ti dico. Prego. Rete Veneta e Antena 3. Sì, buongiorno Presidente. Ecco, riallacciandomi proprio a quanto appena detto, ci sono parecchie categorie che appunto non hanno ancora aperto, gestori di bar, parrucchieri eccetera, che stanno proprio chiedendo a gran voce che se non altro gli dicano cosa fare, che attrezzature prendere, cosa serve proprio per essere pronti il giorno in cui riapriranno. Cioè loro dicono noi stiamo veramente navigando a vista e quindi vorrebbero se non altro una certezza su come comportarsi adesso che non stanno lavorando, e questa è appunto la prima osservazione. La seconda invece riguarda un'altra categoria, ovvero quella dei rifugi, dei canili, perché loro dicono con le possibilità di spostamenti, quant'altro eccetera, si stanno riempiendo, nessuno può venire qui, noi abbiamo questi animali e si può creare anche un rischio sanitario. Ecco, a loro cosa diciamo? Ma partirei dai canili, c'è già una risposta da una FAC, nel senso che possono, assolutamente sì, nel senso, penso sia già in linea online questa risposta, ma comunque diciamo che è un fatto, una motivazione valida per uscire di casa, andare al canile a prendere il cane in adozione. Penso che sia di natura sanitaria, sociale e ha tutte le sfaccettature positive. Insomma, chi va ad adottare un cane è giusto che se lo porti a casa. Poi lì c'è anche un altro elemento, la crescita del cucciolo, se è un cucciolo. Se fosse un cucciolo c'è anche il tema che uno se lo deve portare a casa nella fase di imprinting, quindi se poi è un cane adulto è maggior ragione perché ha bisogno di cure, ha bisogno di una famiglia, quindi assolutamente sì. Invece per quanto riguarda il tema che tu dicevi, è un tema vero, noi siamo nella nebbia, nel senso che noi abbiamo delle linee guida che ci siamo fatti in casa, le abbiamo messe nero su bianco, il ristorante, il bar e i negozi, vi dirò anche molto di buon senso, no? Mascherina, distanziamento sociale, disinfezione, punto. Però mi metto nei panni di un ristoratore che dice non mi verrei mica a dire che ci vogliono i bussolotti in plexiglass o i separé il giorno prima di aprire, perché poi vi ricordo che le linee guida sono stabilite a livello nazionale, sempre nell'ottica che l'emergenza viene governata a livello nazionale. Qui ci vuole il coraggio di riconoscere che l'autonomia è l'unica forma di gestione di questa fase emergenziale. Capisco quella acuta nella quale ci vuole una visione, diciamo, generale, dove tu dici attenzione perché i confini regionali il virus non li conosce, ma in questa fase deleghiamo le regioni, finiamola con questo retaggio che l'autonomia è sempre un problema. Solo in Italia si ragiona così. Sì, siamo in attesa, mi dice l'assessore della scheda INAIL. Ok. Perché dico, tanti esercenti avranno anche delle attrezzature da ordinare che non arrivano certo dall'oggi al domani, certo. Quindi ecco, magari queste linee guida ovviamente a loro non possono essere date perché non ce le abbiamo, quelle nazionali non ce le abbiamo, le famose schede INAIL. Però guardate, io ho il terrore che si voglia complicare la storia. Quando io ho visto, ve lo dico sempre, i bussolotti in plexiglass in spiaggia, ho detto adesso che siamo. Cioè, un'assurdità. Che poi la spiaggia, posso dirlo, secondo me è il posto più sano dove si possa andare da un punto di vista di infezione. Mantiene le distanze, che c'è sempre aria che tira, e c'è caldo che brucia tutto, cioè
Adesso anche qui, ma il caldo non ammazza il virus. Vabbè, sarà anche vero, però guarda caso che con l'aumento delle temperature in tutte le parti del mondo sta roba si è verificata al contrario, cioè il virus scema, punto. E del resto un coronavirus, che è uno dei... i coronavirus sono i virus influenzali, non prendiamo d'estate l'influenza. Allora io vado su un giro e poi vi do la... Massimo, niente oggi. No, Carlo, sei dimenticato. Scusa. Il segno. Ti vedo sempre assolto. No, sto scrivendo, non perdo una parola. Allora, Presidente, spero di non essere, faccio un ragionamento, spero di non essere frainteso. Allora, ci sono regioni, lo Stato italiano è diviso anche su questo, con regioni che hanno bassissimi contagi, che hanno livelli, poche persone ammalate, e in altre zone invece siamo più vicini all'R0 uguale a 1 che all'R0 uguale a 0, per cui molto diversificato. È stato evidente anche nel primo periodo del Covid che la gestione di alcune regioni è stata, diciamo così, molto... alcuni presidenti di regione hanno avuto, si è visto evidente, molte pressioni per mantenere aperte ad esempio delle zone con tante fabbriche, e questo ha portato ovviamente ad un aumento, a un'esplosione del Covid. Si sono visti subito gli effetti, cioè abbiamo tutto molto a macchia di leopardo. Allora, mettendomi un attimo dalla parte del governo, non c'è un retropensiero su quella richiesta di autonomia che fa lei, di lasciare i presidenti di regione a decidere su un tema che è prettamente sanitario oltre che economico come questo? Nel senso, non è che qualcuno a Roma ha il problema di dire ma se io lascio alle regioni succede come è successo a fine febbraio, che mi esplode di nuovo sta bomba Covid. Guarda, innanzitutto cominciamo col dire che l'unica ordinanza firmata in Italia, regioni, governo, è stata firmata penso il 23 di febbraio. Dopodiché il governo ha avvocato a sé le competenze con i DPCM. Cioè, è il governo che ha deciso di chiudere o non chiudere, ve lo ricordo questo. Vi ricordo che è il governo che ha deciso il 10 marzo di fare il lockdown in tutta Italia. Per cui oggi che qualcuno venga da Roma a dire le regioni non devono avere l'autonomia perché quando c'è stato il coronavirus non hanno fatto quello che dovevano fare, è fuori tema. Cioè la competenza è chiara. Per cui non ho sentito nessuno che ha da recriminare, ma comunque il governo poteva fare quello che voleva. Anzi, se fosse vera questa tesi, ne viene fuori una debolezza da parte di chi doveva decidere e non ha deciso. Cioè se io avessi chiesto il parere di Veneti per l'ordinanza che ho firmato il 22 o 23 febbraio di chiusura di un sacco di robe, praticamente si iniziò a chiudere, probabilmente i Veneti mi dicevano di non chiudere, anzi lo dicevano. No, questo dicevo, cioè... Ma ho chiuso. Qui in Veneto sì. Ma è stata una finestra che è durata 24 ore, dopodiché il governo ha subito emanato dei PCM, per cui... C'era la possibilità di decidere in quella... D'accordo con il Ministro della Salute, ma guarda che quell'ordinanza è stata la prima, a 2 o 3 giorni dal contagio, e è stata l'ordinanza che poi ha fatto le zone rosse, per cui non... Cioè noi e l'Odigiano, Vo e i 10 comuni dell'Odigiano. Grazie. Ok, allora diciamo ne ho moltissimi qui in lista. Bastianello, Agenzia AGI, 2 domande a cui lei ha parzialmente già risposto. La prima, collega Bastianello, la eviterei perché ha già detto esattamente quello che volevi sapere tu. Un commento però più preciso sulle fughe in avanti di Trentino e Friuli che anticipano le aperture. Ma il Trentino non sta anticipando aperture, nel senso che io ho sentito anche questa mattina il collega Fugatti, questa mattina presto, e anche lui vuole aprire, però anche lui diciamo, dice ho una gestione sanitaria che va gestita e quindi voglio che il governo si esprima nella maniera giusta, come lo diciamo tutti, no? Se ci dà l'autonomia il governo, noi ci assumiamo la responsabilità di interfacciare questa autonomia con i pareri sanitari del territorio. Sintetizzo una mail che ci manda il collega Basso, del direttore di TVA. Parla una logopedista che esercita la libera professione, nonostante il codice Ateco glielo permetta non può riprendere il lavoro. Nello specifico lei, seguendo i bambini dai 3 ai 6 anni che hanno disturbi del linguaggio, affinché la terapia abbia successo e sortisca effetti è obbligatorio togliere, come Chiara, la mascherina. Però c'è il problema che
ovviamente perché devono osservare i movimenti delle labbra, non potendolo fare, dovendo indossare la mascherina, non potendo rispettare la distanza di sicurezza, si chiede come si può fare, perché questi bambini hanno bisogno di terapia e sono 2 mesi che sono senza. Guarda, io non so come lavori il logopedista, quindi non so se bisogna anche di andare manualmente a toccare la bocca dell'assistito. Se il tema è solo di mimare i movimenti della bocca, ripeto, non so come lavori, se il tema è solo di mimare ci vuole la distanza di sicurezza, quindi basta il metro e mezzo. Fra l'altro siamo davanti ai 0-6 anni, quindi siamo davanti a una popolazione che non ha neanche l'obbligo di portare la mascherina. Se poi il tema è quello anche delle manovre, allora è un'altra roba. Angela Pederiva. Però direi ci vuole sempre il buon senso poi, no? Perché se andiamo a codificare tutto moriamo paralizzati, cioè non ci muoviamo più. Pederiva torna sul tema appunto della legge dell'Alto Adige approvata questa notte. Questa legge secondo lei mette in difficoltà le regioni a statuto ordinario che si vedrebbero impugnare provvedimenti simili, soprattutto alla luce del fatto che il ministro Boccia ha annunciato che impugnerà le parti della legge di Bolzano in contrasto con la normativa statale sulla sicurezza del lavoro. Sì, le impugnerà, però bisognerebbe avere anche lucidità, come si può dire, di fare una riflessione che va un po' più in là, di dire che queste impugnative supereranno il termine ultimo nel quale apriranno tutti. Per cui prendiamo atto che questa legge è efficace da subito, che loro comunque apriranno, immagino, e che quindi forse vale la pena di guardare in faccia la realtà e cominciare a fare un altro ragionamento. Bolzano ha potuto farlo perché è autonoma. L'ANSA di Venezia l'ANSA Veneto col collega Boso pone 3 domande. Se ci sono notizie sull'andamento dei test sierologici? I test sierologici sì. Sì, allora la sperimentazione sta andando avanti, il tema clinico, come vi ho detto, è partito uno studio multicentrico che prevede Padova, lo Spallanzani, quindi la dottoressa Del Silvestro e quindi la nostra azienda ospedaliera di Padova, lo Spallanzani il San Matteo, scusate, di Pavia, e poi forse si aggiungeranno anche altre realtà, sarà uno studio multicentrico. Vi dico anche che noi nelle prossime ore, insomma, ore vuol dire un giorno, io ho già visto la bozza della lettera, verrà inviata una lettera a tutti, qui voglio essere chiaro, a tutti coloro che sono guariti dal coronavirus per il famoso prelievo. Però voglio essere chiaro perché deve essere fatta un'analisi poi della qualità della risposta anticorpale, perché al di sotto di una certa soglia il sangue non serve. Quindi si chiede a tutti la disponibilità e per costituire questa banca noi abbiamo già delle emoteche piene di sangue già raccolto, però vogliamo farlo a tappeto per essere pronti per le cure. Considerate che poi noi abbiamo una capacità in questo momento su un turno solo, in regime ordinario siamo uno dei 3 laboratori nazionali abilitati per lavorare il sangue, perché sono dei laboratori che hanno considerate che gli operatori sono scafandrati 3 volte di più di quelli che lavorano in terapia intensiva col coronavirus, cioè lì lavorano col virus vivo. Ecco, e loro riescono a processare 10 sacche al giorno. Adesso aumenteremo i turni, se ne è parlato stamattina nella riunione, se possiamo arriviamo a 3 turni, ovviamente facciamo un magazzino, perché se il tutto funziona non vogliamo trovarci a settembre e diciamo beh adesso abbiamo vinto, ci siamo laureati, abbiamo fatto tutto ma ci manca la materia prima, il posto di lavoro. Ecco, noi invece vogliamo tutto e quindi processiamo tutto questo sangue. La seconda domanda è: in Emilia Romagna si sono certificati i laboratori e vi si accede con prescrizione medica, parliamo sempre invece del sierologico in vena. In Veneto si pensa di fare una cosa simile? Ma sono già accreditati i laboratori in Veneto. I laboratori in Veneto che erogono questo servizio sono laboratori accreditati, vuol dire che la regione li ha già certificati. Quindi l'Emilia Romagna, se lo ha fatto adesso, lo ha fatto dopo di noi. L'ultima domanda di Buoso: Presidente, si stanno sovrapponendo qui molti piani, ci può dare uno scenario dei tempi su quel che accadde dal 21 febbraio ai giorni successivi? Perché qui non si capisce. Rispetto a cosa? Rispetto ai tamponi, alla terapia, allo scenario di sanità pubblica. Lui dice chi decise di fare i tamponi a tutti, chi ha predisposto il piano, rifare un po' ordine in questa filiera che molti fanno. Chi è che chiede questo? L'ANSA. Avete fatto un giorno scorso, avete mandato una serie di
Il cronologico, avete già fatto? Sì. Vabbè, comunque lo ripeto, anche perché forse effettivamente vedo che c'è spesso confusione. Il 21 febbraio si scoprono nel pomeriggio i primi 2 contagiati di Vo. Alle 6 di sera eravamo già con la task force. Perché? Perché già a gennaio la dottoressa Russo aveva già stilato come capo dipartimento della prevenzione della Regione del Veneto, quindi dipendente della Regione del Veneto, ovviamente è un medico, ma non lavora in questo momento in ospedale, ma lavora dentro in Regione, è un medico ospedaliero, presenta un piano già a gennaio, il 31 gennaio, in virtù del fatto che c'era già l'emergenza coronavirus. Nel piano prevede la dottoressa Russo il tema dei tamponi, dell'isolamento fiduciario, dei contatti, tutto quello che sapete. Cioè, la madre di questo piano è la dottoressa Francesca Russo. Bene. Il piano, tra le tante cose, prevede che nel momento in cui ci fosse stato un contagio, scattava il piano con la convocazione della task force, perché eravamo già nel piano, avevamo già la costituzione di una task force per ogni ULSS, per ogni provincia. Scatta Padova, alle 6 di sera facciamo la task force di Padova, si riunisce il tavolo, diciamo, di guerra, definiamolo così. A quel tavolo io, pronome personale, nessun altro, non è megalomania, lo dico perché siccome vedo che ce ne sono tanti che si infilano con altre varianti, io ho deciso contro legge di far fare i tamponi a tutti. Mi spiego. Nessun piano né regionale né nazionale prevedeva i tamponi a tappeto, ma li prevedeva solo sul sintomatico e eventualmente sulle persone in isolamento. Tamponi a tutti a Vo significava quella sera 21, posso dirvi che anche qualcuno durante la riunione disse ma a 3.000 persone noi non abbiamo mai fatto tamponi, o meglio si facevano anche qui. Voglio ricordarvi che il tampone non è un'invenzione nata per il coronavirus, il tampone lo si fa per un sacco di patologie, però così su vasta scala in un'epidemia no, cioè non è che noi smantelliamo i laboratori quando è finito il coronavirus, il tampone c'era già e anche le macchine c'erano già. Voglio ricordarvi che tutte le microbiologie del Veneto hanno in dotazione da prima del coronavirus le loro macchine per fare i tamponi. Perché siamo andati in crisi? Perché non ci hanno più dato i reagenti, ma le macchine esistevano già. Quindi non è vero che c'è stato qualcuno che ci ha insegnato che esiste il tampone esiste clinicamente da una vita, le macchine c'erano già, io decido di fare contro le direttive i tamponi a tutti, semplicemente ho detto una stanza buia accendiamo la luce, capiamo su 3.000 persone cosa è accaduto, non sapevamo nulla. I giorni successivi mi hanno attaccato su questo, anche alcuni che fanno parte di grandi comunità scientifiche, dicendo che è un assurdo, uno spreco. Qualcuno ha detto che sarebbe stato un danno erariale. Quella sera sempre il sottoscritto ha deciso di fare altre 2 robe, mettere le tende riscaldate fuori dagli ospedali, anche lì ebbe le critiche, Zaia sta spettacolarizzando sta roba, e decisi di svuotare l'ospedale di Schiavonia. Queste sono 3 robe che ho detto io di fare. Me le assumo la responsabilità, mi hanno criticato per queste robe. Non capisco perché, adesso che non critica più nessuno, perché adesso sono tutte 3 robe positive, allora adesso è il merito di tanti. No, il merito è mio. Punto. Andiamo avanti con i tamponi, prova ne sia che al 4° giorno dopo Vo noi avevamo già fatto 6.000 tamponi, perché nel frattempo vi ricordo scopriamo il focolaio di Venezia, scopriamo il focolaio di Limena, viene fuori il focolaio di Dolo e così via. 6.000 tamponi in 4 giorni. Il professor Crisanti, nel frattempo il 23 febbraio Vo viene chiusa, va in quarantena, quindi il 21 facciamo i 2 contagiati e i tamponi. Viene chiuso il 23, nel frattempo mi chiama il professor Crisanti verso il 3 di marzo, io il professor Crisanti non lo conoscevo. Mi chiama il 3 marzo, quindi dopo 10-12 giorni, e mi dice: guardi Presidente, ho letto della sua esperienza di Vo, ho visto che avete fatto i tamponi a tappeto, le annuncio che dalla mia conoscenza non c'è una comunità al mondo che ha pensato di avere scientificamente i tamponi in partenza e i tamponi alla fine di una quarantena. Quindi essendo lei l'unico al mondo che ha questo esempio, io
le suggerirei se mi finanzia altri 3.000 tamponi, e a questo punto andiamo a farli con la Croce Rossa eccetera e con l'Università di Padova, quello che è, per chiudere l'esperienza di Vo. E allora abbiamo visto che i primi 3.000 tamponi hanno dato 66 positivi che non sapevamo di avere, perché noi conoscevamo 2 positivi e basta. Li abbiamo isolati col piano della Russo, alla fine i 3.000 tamponi finali ci hanno detto che erano diventati 6. Questa è la vera storia, allocando responsabilità e scelte sui nomi che vi ho detto. Ma che qualcuno si permette di dire che a Vo è stato non ha deciso il sottoscritto di fare i tamponi, dice bugie. Vo, se io non decido di fare i 3.000 tamponi, oggi non staremmo parlando di Vo, è chiaro, no? Ditelo pure tranquillamente. C'era un tavolo grande come questo che ha assistito alla discussione, c'era presente l'assessore oltretutto, e te ricordi? Quando hanno detto facciamo i 3.000 tamponi, madonna, ma perché? Giustamente qualcuno ha detto, ma se cominciamo con 3.000 tamponi in un comune perché ha 2 contagiati, se domani ne abbiamo un altro in una città, tant'è vero che i primi giorni questo era il ragionamento, bisogna farli a tutti. Invece Vo è stato, questa è la storia di Vo, non ce ne sono altre storie di Vo. Lo dico perché voglio che si rispetti anche il lavoro dei nostri uomini e donne della sanità. Direttore Ancetti, molte aziende, la prima domanda direttore mi perdonerai ma abbiamo già risposto su Bolzano, quindi la supererei per rapidità. Molte aziende fanno test sierologici o anche tamponi erodipendenti. C'è qualche dato sulla percentuale di persone che hanno sviluppato anticorpi rispetto alla massa dei cittadini? Sì, sono sul 3% a farla grande. Quindi vuol dire che fatti 100 test sierologici in qualsiasi laboratorio, 3 persone devono essere inviate da noi per fare il tampone, per verificare se quegli anticorpi sono in un individuo che è negativo ma che ha sviluppato la sua risposta anticorpale, quindi non ha più il virus, oppure se ha ancora il virus. Tutto qua. Ultima domanda, il Veneto potrebbe riuscire a fare i tamponi agli autisti di bus e extraurbano come stanno cercando di fare altre regioni? Beh, adesso questa storia che sono sempre gli altri che sono virtuosi, che certificano i laboratori, che fanno. Voglio ricordare che i tamponi li facciamo noi e ne abbiamo fatti 429.000, non ce li ha nessuno tanti tamponi così. Però stiamo tamponando secondo un piano di sanità pubblica. Noi potremmo tamponare tutto e tutti, però è impossibile dal punto di vista logistico. Cioè non abbiamo il problema a fare il tampone, il problema è che far tanti tamponi è un limite di operatore e di tutto. Quindi quando vi vengono a dire che si possono fare 5 milioni di tamponi, ripeto, fatevi dire come. Danilo Guerretta, abbiamo molte segnalazioni di imprese che sollevano la questione degli affitti d'azienda. Lamentano che i proprietari pretendono l'affitto intero nonostante i loro problemi e il crollo dei fatturati. Punto. Cosa volete che vi dica? Posso dire umanamente e dico a tutti di mettersi una mano sulla coscienza, però mi rendo conto che c'è un contratto privatistico di mezzo, forse sarebbe bene che il governo nelle misure che ci mette anche un ristoro per gli affittuari per questi 2 mesi, 3 mesi che hanno avuto di difficoltà. Malavasi Gente Veneta, 3 domande. Trasporti lagunari a Venezia, a differenza di un autobus o di una metropolitana, su un vaporetto c'è maggiore reazione e maggiori volumi d'aria. Distanziare 2 metri passeggeri rende il servizio assolutamente antieconomico. Non potrebbero bastare mascherine, guanti, sanificazione, oppure tornare all'ordinanza regionale e valida fino al 3 maggio in cui si concedeva il 50% della portata dei Ma guardate, qui noi siamo un po' anche vittime di quello che sono poi tutte le scelte scientifiche a livello nazionale, però oggi mi sembra, se non ricordo male, che il distanziamento sia 1 metro, oltretutto. Ha ragione Malavasi sulla reazione, su tutto. Guarda, se volete la mia opinione, penso che l'unica roba da avere sia la mascherina, i guanti o l'igienizzazione delle mani, e dopodiché ovvio stare nella calca come le sardine no, ma insomma pensare che tutto quello che è sotto 1 metro è nocivo, finisce che veramente abbiamo qualche difficoltà a vivere. Novità sul progetto sperimentale per i bambini da 0 a 6 anni, c'è qualche data? Dopo lascio l'assessore. Terza domanda, gli agriturismi vorrebbero riaprire, dato gli antispati in genere a disposizione, non avrebbe un senso riattivare un po' le attività? Sì, assolutamente, ma l'abbiamo detto anche di metterli nel network per i 0-6 anni, per i bimbi, comunque per i minori,
per fare questo network di strutture per l'accoglienza, ma vi ricordo anche qui che è un autentico problema e tragedia per i genitori. Vi ricordo che se noi non abbiamo una certificazione di natura sanitaria e un avallo scientifico, qui sì non si fa niente, perché chi è che si prende la responsabilità di firmare un'ordinanza per mandare i bimbi ai GREST, ai centri scuola, ma a parte il sottoscritto che firma e gli operatori che erogano il servizio, cioè non è che li posso mettere a passare tutta la vita a difendersi in tribunale perché magari un bimbo si è ammalato o è accaduto qualcosa, no? Alto Vicentino Online dal Santo. Presidente, nei giorni scorsi ci ha detto che circa 2000 tamponi al giorno vengono fatti a chi si deve ricoverare in ospedale per la prestazione. Avete riscontri fra la positività di questi soggetti in che misura? Bah, guardi, penso che possiamo dire con ragionevole certezza che sono sempre nell'ambito del 3%. Perché sono soggetti ormai che si ricoverano per altre patologie, che sono, del resto se vengono, il dato ce l'abbiamo in diretto, perché basta guardare il numero di ricoverati, che sono circa 11.000 in Veneto, giusto, più o meno, e i ricoverati Covid che sono oggi 600, quanti sono? E quindi capite che quella è la percentuale di ammalati che abbiamo coronavirus, ma che sono la coda, fra l'altro, del vecchio carico. Sempre lei ha detto che appunto c'è una ciclicità di tamponi per gli ospiti e il personale delle RSA. 10 eventi, ogni 10 giorni. Da una nostra verifica in zona risulta che alcuni operatori sociosanitari OSS a ieri non sono mai stati testati. Bene, facciamo così. Allora, chi è che dice sta roba? Aldo Vicentino Online. Bene, se ci dà il nome e cognome discutiamo sul nome e cognome dell'OSS. Siccome abbiamo un'anagrafe, però a questo punto chiedo il nome e cognome, lo chiedo ufficialmente. La Regione può aver fatto qualche errore perché poi sono migliaia, stiamo parlando di penso una mole di 100.000 dipendenti, però non possiamo neanche lasciare in sospeso, anche per il sottoscritto, per noi che controlliamo, lasciare che ci sia questo dubbio che ci sia qualcuno che non ha avuto il tampone. Per cui vogliamo il nome e cognome e darò ufficialmente risposta qui. Se non arriva nome e cognome dirò che non mi è stato dato il nome e cognome. Marco Campanale, Telenuovo. Dal punto di vista del turismo, gli hotel si stanno organizzando, un gran lavoro lo sta facendo la zona termale di Abano, ma andare in vacanza con mascherine e guanti sì, potrebbe essere compromettente per il settore, non è il massimo. Cioè io sono andato in Giappone e ho fatto la visita del Giappone. No, nel senso che capisco tutto, cioè ragazzi, o cinema o come si diceva una volta? O minestra o finestra com'era, no? O cinema gelato, cioè uno decide che cosa vuole fare della sua vita. E io penso che la mascherina, se vado a Jesolo, cito Jesolo, potrei citare tutte le località turistiche del Veneto, so che ho le regole che all'aperto se mi muovo devo mettere la mascherina, poi andrò in spiaggia, cercherò di gestirmi, in acqua si bagna, non me la metto, insomma ragazzi, cioè, vado a fare la doccia, me la tolgo e se dobbiamo scrivere anche queste robe qua. Seconda domanda, eventi estivi, tutti nei parchi anziché in discoteca? Ma vale sempre la regola che non bisogna evitare assembramenti, punto. Possiamo andare tutti nei parchi senza far casino. Nicolò Sinoro, Corriere del Veneto, il decreto Speranza prevede per la fase 2 il contact tracing. Il Veneto come lo metterà in atto? Con la app, con le USCA o con squadre di specialisti? Noi abbiamo un progettino che presenteremo. No, comunque noi abbiamo operativamente, allora c'è un hardware e c'è un software. L'hardware sono sostanzialmente le USCA e tutti i nostri medici della prevenzione, eccetera. Dall'altro abbiamo il software che è quello che dovrebbe organizzare e quindi stiamo lavorando su questo fronte adesso, ma ormai penso che sia immediato, anche perché dell'app nazionale non abbiamo ben capito quando ci sarà, se verranno chiariti i temi della privacy e quant'altro, ma c'è qualcosa che si può fare a livello regionale che è efficiente e va nella direzione del lavoro che abbiamo già fatto. Il modello matematico continua a prevedere il contagio zero a metà maggio? Sì. Borella, Radio Conegliano, torna sul successo delle tose di Zaia. Bene. No, vabbè, io le ringrazio che mi hanno detto, io non ho tentato di scrivermi ma mi hanno buttato fuori. No, vabbè, succede, no, questo dimostra la serietà, sono tutte signore. No.
È iscritta l'assessore. No, mi hanno... Quanti sono adesso? Forse... no, anch'io sono stato buttato fuori. Sono circa 80.000, no? E penso che loro hanno fatto una bella operazione e le ringrazio per la solidarietà, per il sostegno, ci vuole, gli amministratori hanno bisogno anche di un minimo di consenso e quindi ringrazio anche tutti i veneti, ma a me piace che hanno trasformato questo progetto in un progetto di solidarietà. Pensate, 80.000, se ognuna mette €1, hanno un'azione di 80.000 euro. Se ognuna mette 10 euro, sono 800.000 euro. Capite che forza può diventare una realtà come questa per il volontariato, per il sostegno di alcune iniziative. Ringrazio loro, ringrazio Zaia Fan che esistono dal 2015 e che giorno dopo giorno sono cresciuti. Ringrazio tutti i gruppi, insomma tutti coloro che sostengono le nostre operazioni. Lo dico, sapete perché? Perché l'autonomia poi è passata attraverso tutti questi portali quando c'è stata la chiamata di popolo, hanno fatto un grande lavoro. Penso che in quell'occasione ad esempio Zaia Fan ha fatto un sacco di attività di proseliti assieme a molte realtà giovanili, perché i giovani si sono dati tanto da fare. Destra verso sinistra, di nuovo Rete Veneta Antenna 3. Sì, Presidente, una domanda velocissima, perché c'è ancora tanta confusione sul fatto che si possa o meno dormire nelle seconde case. Cosa dice? Si avvicina a fine settimana. No, non ci posso credere. La risposta formale è no. Abbiamo... Vi voglio ricordare. Abbiamo un divano letto e una camera e quindi dormiamo separati adesso. C'è una coppia che deve fare, allora gli si è rotto il lavandino nella seconda casa. Anche questo è successo a casa. Deve andare l'idraulico, loro dovrebbero andare su e giù 300 km ogni volta, cioè al giorno. Cosa fanno? Cioè non può dormire, cioè ho capito il buon senso, però passiamo all'altra domanda. Quindi no. Ma guarda, io non voglio fare il signor no, no? C'era il signor no. No, siamo chiari, diciamo proprio la risposta chiara. Vi ricordo che se si può andare nelle seconde case in virtù di un'ordinanza nostra, perché il governo non lo prevede, vi è chiaro questo? Allora, vi ho portato fino sulla porta della casa, con l'ordinanza vi faccio aprire la porta, c'è scritto che dovete tornare a casa a dormire, mi fermo lì, punto. Comunque io lavoro nel fine settimana, Presidente, lavoro quindi. Ma nella prima o nella seconda casa? Ilaria. Presidente, era Ludovico Pellegrini, signor no, in televisione. Senta, sì. io la porto... Che era il baffo, no? La porto all'estero. In America ci sono i cove party per ammalarsi. Sì. Cioè, è assurdo. Anche te leggi le agenzie sui telefonini. Da una parte cerchiamo di contrastare questa cosa, dall'altra parte c'è un comportamento del genere. Ma sapete, c'è anche cioè, ognuno fa quello che vuole della propria vita. E il tema vero è che da un punto di vista scientifico è un'assurdità di natura scientifica, cioè pensare di poter contagiarsi per avere la risposta anticorpale per poi dire io sono immune, cioè è molto empirica come azione, perché di mezzo c'è la morte e c'è peraltro anche la morte dei terzi. Nel senso che tu magari ti fai l'immunità, ma magari ammazzi tua nonna, tuo padre, tua madre, il tuo amico o qualcun altro. È un atto da irresponsabili, secondo me è da penale, perché se qualcuno qua lo fa, devono fare subito una legge e fargli il penale, metterli in carcere, perché come farà un attentato? Filippo Tosato. E non c'è lui dopo Fernando. Pare che avevamo buoni rapporti con la RAI, che è un periodo che si comporta bene. Presidente, io volevo porle due questioni. Una, torno sull'iniziativa dell'Alto Adige e sull'annuncio del Friuli. No, il Friuli ho sentito io, cioè non c'è provvedimento. Non c'è provvedimento. Leggevo qua e là, ma forse è un'informazione sbagliata, che lunedì avrebbe... Al momento non ha provvedimento. Non ha provvedimento. Io non ho capito nel merito se questa iniziativa dell'Alto Adige lei la ritiene un'iniziativa utile, condivisibile, una fuga in avanti? No, non la ritengo una fuga in avanti. Penso che sia assolutamente in linea con il processo autonomista. Penso che possa rappresentare, perdonatemi, anche il cavallo di Troia per il governo.
Cioè, per cominciare a dire bene, davanti a questo capiamo che tornare indietro è impossibile, perché ormai ci avviciniamo alla data fatidica. Forse varrebbe la pena di cominciare a dire: ma perché non deleghiamo le regioni e chiedere alle regioni che ci presentino un piano dell'apertura a ogni regione e casomai discutiamo sul loro piano? Lo dico perché noi non siamo autonomi, questo sarebbe già un grande passo in avanti. Se pensi di fare un DPCM valido per tutti, finisce che poi prima o dopo qualcuno va per conto suo. Ho letto che la Puglia sta pensando di fare qualcosa, ha fatto qualcosa, diciamo, a tempo, piuttosto che l'Ego delle Marche o quant'altro. Ovviamente ad oggi i provvedimenti solidi non ci sono, però si sappia che un po' tutti si stanno guardando, stiamo leggendo tanto in queste ore. Comunque, insomma, pare di capire che il Veneto non intenda assumere iniziative. No, ma guardate, noi siamo per aprire e siamo perché questo processo possa avvenire nella legalità, perché io non vado a vendere aperture ai cittadini che poi so che sono illegali, e nell'attesa che mi venga impugnata l'ordinanza, a quel punto per un fatto di sanità pubblica vanno a multare e a far verbali a tutti i cittadini. Poi con chi si arrabbiano? Con me, è inevitabile. C'era l'altra domanda, questa era di carattere, l'altra domanda è di carattere economico, nel senso che ieri il Presidente di Confindustria ha detto che i provvedimenti in materia economica di sostegno alle imprese del governo non funzionano, non stanno funzionando, e ha chiesto una inversione di rotta. Ecco, da questo punto di vista, al di là delle sollecitazioni, degli appelli, dei desideri, le regioni, almeno le regioni trainanti sul piano industriale, non potrebbero davvero formulare una proposta congiunta, concreta e credibile al governo in materia di ripresa economica? Sì, noi possiamo fare di tutto, lo facciamo ai tavoli, ma poi quello che abbiamo proposto non è stato recepito, cioè non è che dobbiamo riproporre un'altra volta. E ha ragione il Presidente di Confindustria, ha ragione sul fatto che, ma non lo dico polemicamente, sul fatto che gli imprenditori ci dicono che per avere i famosi 25.000 euro bisogna fare le acrobazie, cioè risulta addirittura più complicato di prima quando non c'era il coronavirus. Ci sono degli imprenditori qui in sala e dicono di sì. E abbiamo concluso, c'è Sennaro e poi un altro. Presidente, la settimana prossima si aprono anche i luoghi di culto, non mi sembra di aver capito. Il 18, domenica scusate. 18. Sì, il 18 si aprono i luoghi di culto. C'è un settore che è particolarmente in difficoltà, che è quello del teatro e spettacoli, che dice, a sto punto in luoghi aperti hanno ragione. Una situazione del genere è duplicabile. Adesso sono ovviamente due piani diversi. Io sono assolutamente d'accordo, non c'ho nulla contro i luoghi di culto, perché l'ho sostenuta anch'io questa partita in tempi non sospetti, ricordo quante volte ci siamo sentiti col Patriarca, però dico anche che questo ve la voglio vedere in positivo. Se vale questo ragionamento, vale per molti altri. Spero che grazie ai luoghi di culto si rompa questo argine che ancora si fa fatica a rompere, c'è bisogno aprire. Un'altra cosa, mi fanno notare che sulla domanda di prima, sugli affitti, è già previsto che con l'F24 si possa recuperare il 60% dei canoni. Non lo sapevo. Nel senso che c'è già nel primo provvedimento, probabilmente fatto dal governo, adesso non so bene le specifiche, ma questa cosa c'è già, cioè c'è già una sorta di intervento per andare incontro a queste... Non lo sapevo, perché trovo imprenditori che mi dicono che gli basterebbe avere uno sconto, quindi evidentemente non lo sappiamo in tanti. Meglio dirlo. Sì. Tu mi hai detto che c'è questa modalità, sì. Magari fatene un servizio, cioè fate un po' di comunicazione su questo. A me era ignota questo passaggio. Conferma? Sì. Basta pagare. Sì, devi pagare, se paghi hai il 60% indietro però. Adesso siamo anche in attesa, e questo sarebbe un bel segnale per la ripartenza dei cantieri, anche il tema dei sisma bonus, delle ristrutturazioni. Io spero che anche questo, che è un segnale che sembra piccolo ma muove un sacco di cantieri, se si dà il beneficio fiscale in maniera opportuna, molti cantieri partono, ristrutturazioni o quant'altro. Ricordo che chi non è capiente, cioè che i cittadini che non hanno reddito e quindi non riescono a scaricare, e quindi uno dice ma io non ho soldi,
possono cedere il credito all'impresa, quindi all'impresa direttamente che sconterà il beneficio fiscale dai lavori, ammesso non concesso che l'impresa sia interessata a farlo. E qui si apre un altro scenario, però insomma penso che questo sia un bel segnale. Dopo parallelamente ci vorrebbe che anche le istituzioni a tutti i livelli diano un po' smagriamo un po' le procedure, perché c'è un sacco di gente che vuole aprirsi un balcone, farsi un bagno o ampliare la casa o farsi le murette del casa o altre robe, il garage e insomma gira da anni con le pratiche sotto il braccio. È ovvio che questo non fa economia. Bene, c'è la risposta. Sì, lascio. Grazie. Qui avete. Ma ve la diamo dopo allora. Avete il kit e ci vediamo domani. Domani vi diamo anche conto di quanti pulcini sono nati. Federico è disperato perché non ha avuto tanta fortuna. No. I bambini vogliono sapere a che fine fanno. Domani daremo un'informazione a sorpresa, come al solito. Arrivederci. Grazie. No. La domanda che era rimasta in sospeso: cosa succede per i 3-6 anni, se ci sono date, piani, progetti per aiutare le mamme e i papà lavoratori? Allora, noi abbiamo presentato il piano, è un piano fatto molto bene, anche complesso, che cerca di individuare tutte le parti e quindi come si devono comportare i genitori, i bambini, la parte anche pilota, gli educatori, quindi con anche la possibilità di fare una parte sperimentale con le prime 2 province che hanno oggi dati molto inferiori, che sono, quindi si partirebbe da Venezia e Rovigo, perché da un punto di vista epidemiologico sono quelle che insomma hanno i numeri migliori oggi, quindi in maniera sperimentale, anche con un screening su operatori e genitori. Però come diceva il Presidente, chiaramente siamo in attesa di quello che succederà a livello nazionale. Ne abbiamo parlato ieri in conferenza delle regioni, perché ci sono delle linee guida a cui abbiamo contribuito anche noi, che dovrebbero essere varate per quanto riguarda i centri estivi e ricreativi, quindi dai 6 anni in su. E anche è stato annunciato, almeno così ha detto ieri mi sembra il Presidente Bonaccini, che il Governo ha intenzione anche di mettere risorse, parlavano di circa 150 milioni per le famiglie, per i centri estivi. Noi in queste occasioni abbiamo, poi sulla suddivisione come arriveranno, a chi arriveranno non si sa, però insomma c'è questa cosa qui. Abbiamo fatto presente a livello nazionale che il bonus babysitter deve essere speso anche nei servizi, cioè non solo se uno prende la babysitter, ma se uno domani se sono aperti gli asili o le scuole materne, può essere speso anche all'interno appunto di queste strutture, non solo quindi con la babysitter, quindi come è stato individuato. Hanno accolto queste osservazioni che sono arrivate da tutte le regioni. Noi abbiamo mandato il nostro piano 06 proprio per dialogare, interloquire, oltre che per i centri estivi, anche per il 06. Siamo in attesa e siamo fiduciosi insomma che ci sia una partita unica, perché la partita sarebbe quella delle linee per i parchi giochi, i centri estivi e a questo punto ci auguriamo anche il 06. Domande sul tema? Filippo. Non c'è una data, però almeno si diceva, insomma hanno già completato questa bozza di linee guida, sono passate in conferenza con le osservazioni e quant'altro, quindi mi auguro insomma che siano veloci. È chiaro che più si avvicina l'apertura di tutto, più devono essere insomma andare via in contemporanea, perché altrimenti sappiamo che c'è il problema di dove i genitori lasciano i figli quando sarà aperto tutto. Solo di riferimento, insomma, almeno una scadenza da indicare alle famiglie. Non ci hanno fornito una data. Signori, grazie, a domani arrivo con la Grazie. Ciao Luigi. Eccoci, allora siamo nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata appunto a tutti gli aggiornamenti sul coronavirus. Avete sentito il punto stampa del governatore del Veneto Luca Zaia. Riepiloghiamo velocemente quelli che sono i dati che sono stati comunicati appunto poco fa relativi all'andamento dell'epidemia da coronavirus nella nostra regione. Abbiamo infatti anche la grafica
grafica, allora per quanto riguarda il totale dei casi con tampone positivo abbiamo un più 42 rispetto a ieri, complessivamente sono 18.618, attualmente positivi sono 6.187. I negativizzati virologici, dato cumulativo 10.804, soggetti in isolamento domiciliare 5.503, ed anche questo è un dato molto significativo perché c'è un calo di 270 persone rispetto a ieri, che non sono quindi più in isolamento domiciliare. Il dato relativo ai tamponi, che è stato comunicato dal governatore, è di 421.673. Altro dato significativo per valutare l'andamento dell'epidemia nel nostro territorio è quello dei ricoverati. I ricoverati sono complessivamente 910, 831 in area non critica, 79 in terapia intensiva. Da oggi, ha comunicato il governatore, c'è anche un nuovo dato che è quello dei negativizzati, quindi dei ricoverati negativizzati, che da domani in poi sulla base appunto di quelli che sono anche i dati nazionali verrà scorporato, e complessivamente nella nostra regione sono 380. 2.882 sono le persone che sono state dimesse dagli ospedali, più 56, e questo quindi è il dato complessivo. Per quanto riguarda i decessi, complessivamente nella nostra regione sono morte 1.627 persone, più 8 rispetto a ieri. In questa seconda parte della nostra diretta parleremo ora di sanità, di screening relativo appunto al coronavirus, in particolare con un focus particolare relativo alla situazione dell'ULSS 5 Polesana. Abbiamo in collegamento Skype in diretta il dottor Edgardo Contato, direttore sanitario dell'ULSS 5 Polesana. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi. Antonella Gennario, mi sente? Sì, la sento. Sì, ecco, coordinatrice degli assistenti sanitari dell'ULSS 5 Polesana. Allora, grazie per questo collegamento. Parliamo quindi di screening in questo territorio, appunto quello polesano, che l'abbiamo sentito proprio poco fa anche dall'assessore Lanzarin, è uno, diciamo, dei più fortunati della nostra regione per quanto riguarda appunto il numero complessivo di contagiati. È partito naturalmente lo screening anche sul vostro territorio. Come state procedendo e come vi state organizzando? Dottor Contato. Bene, grazie, buongiorno. Noi ci stiamo organizzando come la regione, come la nostra regione ci ha detto di fare. È logico che questi risultati, anche i nostri, ritenuti i risultati di una realtà fortunata, che ritengo però si sia dato anche molto da fare, si inseriscono nei criteri generali che la Regione ha impostato. La Regione recentemente ha dato le linee di indirizzo per uno screening sulla popolazione a rischio, e noi rispetto a queste indicazioni stiamo operando. Le categorie a rischio sono sostanzialmente gli operatori del servizio sanitario, quindi dipendenti dell'azienda con tutte le varie declinazioni, quindi anche pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, farmacisti, continuità assistenziale e tutti quei professionisti che hanno rapporti, professionisti ed operatori che hanno rapporti con l'azienda, quindi anche tutte le ditte fornitrici e che lavorano per noi, nonché le varie strutture che sono in rete con l'azienda, quindi case di riposo con ospiti e relativi operatori e naturalmente personale associato, e centri diurni, nonché sempre l'individuazione della Regione ci porta a considerare anche altri settori che hanno importanza
per le attività che svolgono, tipo forze dell'ordine, organi dello Stato, tipo la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera e la Prefettura, soggetti che naturalmente hanno una funzione di pubblica utilità. Questo è naturalmente un progetto della Regione che viene portato avanti secondo modalità e tempistiche coordinate sulle quali noi ci stiamo attenendo. Ecco, per quanto riguarda la popolazione generale, direttore, è previsto un intervento anche in questo senso? Mi riferisco per esempio a quelle categorie di lavoratori che anche nella fase, diciamo, del lockdown hanno comunque continuato a lavorare magari in situazioni anche di maggiore esposizione. Penso per esempio, non lo so, alle cassiere dei supermercati, si è parlato molto di questo anche. Rientreranno progressivamente anche queste categorie di lavoratori in questa fase, diciamo, di screening predisposta dall'ULSS 5? La Regione parla appunto di categorie che sono coinvolte in attività di pubblica utilità. Naturalmente in questi possono rientrare tutta una serie di soggetti che hanno un rapporto con l'utenza e sono portati proprio per le condizioni professionali a svolgere una funzione di pubblica utilità. Su queste verranno date anche in futuro delle linee ben precise. È un percorso importante che sta crescendo via via e naturalmente man mano che si assumono anche delle corrette indicazioni scientifiche, le andiamo ad applicare appunto e la Regione ci dà quelle indicazioni necessarie per poterle applicare in maniera corretta e omogenea su tutto il territorio. Certo, allora ricordo che possono intervenire naturalmente con dei quesiti, con delle domande anche i nostri telespettatori che ci stanno appunto seguendo da casa. Abbiamo già una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono il dottor Cognolato di Castelfranco Veneto, Cognolato Giorgio. Ho già dato i miei dati al centralista e la domanda è stata fatta più volte attraverso SMS per tutto dai primi di marzo. La prima domanda era: fino a quando il coronavirus è attivo ed infettivo nel cadavere, anche in memoria della MERS? E poi ho ampliato con altri SMS la domanda chiedendo se, quando erano disponibili tamponi a sufficienza, fossero stati praticati ai deceduti a domicilio ed nel RSA morti con certificati per qualsiasi causa, fossero stati praticati i tamponi onde evitare nuovi focolai negli operatori sanitari che si occupano di polizia mortuaria. Altra parte della domanda era: qualora i deceduti fossero messi nei appositi cofani, no? Nelle casse da morto, questi cofani non dovevano essere valvolati come alcune ditte propongono per i casi rarissimi di morte apparente, quindi dovevano essere sigillati in modo da non lasciar fuoriuscire nessun tipo di germe. Non ho mai ottenuto risposta. Ecco, grazie. Allora, dottore, vediamo appunto se, dottor Contatto, lei voleva rispondere. Io posso dare alcune indicazioni che attengono all'esperienza che abbiamo maturato sul nostro territorio. Noi, ringraziando Dio e dando anche plauso magari ai nostri collaboratori, abbiamo avuto un'incidenza di decessi molto contenuta e anche a domicilio e nelle strutture praticamente non abbiamo avuto non abbiamo avuto problemi, ecco. E noi come decessi a tutt'oggi ne abbiamo 31, naturalmente è sempre tantissimo, ecco, per il dolore, per il dispiacere, per quello che è l'impatto
anche familiare, sociale di una morte, e in questo contesto noi comunque non siamo stati colpiti in maniera devastante. Anche nelle strutture, ripeto, nelle case di riposo, nell'RSA non abbiamo avuto decessi. Abbiamo fatto dei tamponi a domicilio su sospetti, e queste anche a distanza di 2 giorni in qualche caso ci ha dato degli esiti. Mi ricordo di un caso che è stato fatto il tampone ed è risultato positivo su un decesso, questo a distanza di 1 giorno. Per quanto riguarda il condizionamento del feretro, in coincidenza della vicenda Covid sono state date delle indicazioni ministeriali e regionali appunto su come vanno condizionati i feretri, per cui vanno posti in particolari contenitori, va posta anche attenzione a tutta una serie di effetti con i quali possono essere entrati in contatto, e anche in questo caso ci siamo attenuti a queste regole. I tamponi noi li abbiamo fatti, sì, stiamo facendo adesso in maniera organizzata e in maniera molto attenta rispetto al progetto di sorveglianza che la Regione ha messo in atto, però fin da subito noi abbiamo cominciato con le disponibilità che avevamo a fare tamponi, prima per far diagnosi, poi per anche supportare quella enorme lavoro di sorveglianza che è stato fatto da noi sul territorio. Tenete presente che, considerata la nostra piccola realtà, sono l'azienda circa 230.000 abitanti, abbiamo fatto una quantità significativa di tamponi. A tutt'oggi abbiamo fatto circa 15.500 tamponi, sottoponendo a questo tipo di intervento circa 11.500 persone. Quindi l'intervento è stato fatto. Oggi è un intervento che, sulle indicazioni della Regione, stiamo portando avanti in maniera sistematica, però molti di questi interventi li abbiamo fatti appunto per supportare l'operazione di sorveglianza che abbiamo fatto fin dal 22 di febbraio. Noi, e qui potrà essere più precisa la dottoressa che ha seguito fin dai primi giorni questo tipo di intervento, abbiamo posto in osservazione, quindi in isolamento fiduciario, più di 2.500 persone, a fronte di 430 positivi messi in osservazione e quindi in isolamento fiduciario. Ci sono state 2.500, 2.700 persone. Attualmente vengono contattate quotidianamente, proprio per capire la situazione epidemiologica, oltre 500 persone al giorno. Quindi questi sono i numeri della prevenzione, oltre al grandissimo ed importantissimo intervento dei tamponi e anche dei test rapidi. Ecco, quindi dottoressa Gennaro, come funziona questa macchina, insomma, dei tamponi che è partito, insomma, in maniera così massiccia ed importante in questo territorio? Certo. Buongiorno a tutti intanto e grazie per lo spazio. Allora, diciamo che io coordino una fantastica squadra di assistenti sanitari e infermieri, e diciamo che la strada è iniziata con la sorveglianza attiva, come diceva appunto il direttore sanitario poco fa, il dottor Contatto. Siamo partiti con le persone che avevamo in isolamento e quindi in sorveglianza attiva. Da questo ogni giorno venivano contattate una media di 600 persone e dalle telefonate e dalla sorveglianza ovviamente veniva chiesto come stava, si controllava lo stato di salute del cittadino e in base all'evoluzione della sintomatologia poteva venire anche indicata la necessità di effettuare un tampone. Per cui siamo partiti così
questo è stato il primo start, facendo appunto i tamponi ricavati dalla sorveglianza attiva o comunque da quelle richieste che ci pervenivano dai medici di medicina generale attraverso la COT o comunque attraverso un indirizzo email che abbiamo pubblicato, che abbiamo lasciato a loro disposizione. Queste richieste arrivavano al SISP, al SISP venivano valutate dalla nostra equipe anche di medici e su loro indicazione mettevamo in nota per eseguire il tampone. Abbiamo trovato inizialmente una prima location in ospedale qui a Rovigo, precisamente di fronte al padiglione malattie infettive. Abbiamo un tendone e abbiamo scelto questa postazione perché ci permette anche di fare entrare le persone direttamente in auto, per cui tutte quelle persone che vengono a fare il tampone, che sono pauci sintomatici o che magari vengono accompagnate da un familiare, così vogliamo tenerle isolate dal resto degli altri utenti, e possiamo effettuare anche il tampone in macchina, quindi non devono neanche scendere dall'auto. Poi siamo partiti anche con i tamponi a tutto il personale sanitario, come diceva appunto il dottor Contatto, e quindi alla categoria dei farmacisti, dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, per arrivare adesso a una situazione più strutturata attraverso lo screening Covid, appunto, per la quale insomma stiamo lavorando anche trasversalmente con altri dipartimenti, perché i soggetti che si occupano di tamponi insomma non sono solo il personale del SISP, ma anche del distretto e anche della medicina preventiva dell'ospedale, per cui c'è una stretta collaborazione su questo e si sta procedendo secondo anche le indicazioni regionali. Certo, allora adesso abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama, poi magari andiamo in pubblicità e rispondete subito dopo. Sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno signora. Buongiorno. Una cortesia, io vorrei sapere del discorso dei dentisti, il lavoro dei dentisti, nessuno ne ha mai parlato. Signora, intanto le chiedo chi parla e da dove chiama. Sì. Allora, io sono Federica e chiamo da Stra. Da Stra, giusto? Grazie. Sì, prego. Allora, il discorso dei dentisti nessuno ne parla, perché dicono che comunque lo studio dentistico in teoria è un luogo già abbastanza sufficientemente protetto, cosa che per questo virus non lo è. Allora io volevo sapere, voi dei controlli in questi studi non ne fate? Perché chiaramente i dispositivi di protezione non ce ne sono, quindi noi lavoriamo comunque. Non siamo protetti noi operatori e non è protetto soprattutto il paziente. Allora, vediamo di rispondere subito dopo. Io credo che comunque mi sembra impossibile che non ci siano dispositivi di protezione, che uno studio dentistico possa essere aperto, sinceramente. Comunque adesso sentiamo se anche questa categoria è inserita all'interno di quelli che sono gli screening. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. A tra poco. Eccoci, siamo nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali, focus dedicato agli screening sul coronavirus con l'ULSS 5 Polesana. Allora, prima della pubblicità abbiamo sentito questa telefonata di una telespettatrice che chiedeva chiarimenti relativamente agli studi dentistici. Dottor Contatto, che cosa possiamo dire? Che risposta possiamo dare alla signora? Gli studi dentistici privati, da come risulta, dovrebbero essere chiusi. Con il lockdown sono strutture che dovrebbero essere chiuse. Tutte le attività di urgenza che noi svolgiamo, che abbiamo mantenuto
comunque nelle nostre strutture, nella struttura ospedaliera, vengono svolte secondo dei criteri di massima sicurezza, per cui chi opera ha tutti quei presidi necessari affinché possa lavorare in maniera totalmente sicura, quindi con maschere di protezione ad alta protezione, visto e considerato che si possono realizzare degli aerosol proprio nel caso in cui ci sia urgenza di intervenire naturalmente, e sia il personale medico che il personale di supporto è messo in condizioni di lavorare in massima sicurezza. Naturalmente i locali vengono bonificati dopo ogni intervento e così via. Quindi tutte le misure che oggi si stanno affrontando nel massimo della sicurezza. Gli operatori nostri, i nostri medici e infermieri, come dicevo prima, sono tutti stati sottoposti a una valutazione con tampone. L'abbiamo già fatto una prima volta, adesso secondo gli schemi dello screening stiamo andando avanti. Certo, per quanto riguarda invece gli studi dentistici privati ai quali penso si riferisse la signora, naturalmente come qualsiasi altro privato spetta, esatto, presumo al datore di lavoro, no? Esatto, dipende dal datore di lavoro, poi se ci saranno delle indicazioni diverse noi siamo pronti ad attenerci. Ecco, in questa fase le categorie che sono state identificate dalle indicazioni regionali le stiamo monitorando tutte secondo anche gli schemi di tempistica e di metodologia, perché lo screening abbina sia il tampone che il test rapido. Noi ci stiamo attenendo a queste regole. Certo, c'è una domanda che volevo fare perché insomma è una curiosità ed è anche un aspetto che è stato sollevato da alcuni telespettatori che hanno telefonato in redazione in queste settimane, insomma, lunghe e difficili di isolamento. Il Polesine nella nostra regione, nella regione Veneto, è la provincia che ha registrato il minor numero di contagi, la provincia insomma meno colpita dal coronavirus. C'è un motivo per il quale secondo voi la provincia di Rovigo è stata, per così dire, insomma graziata tra virgolette? L'epidemia insomma ha colpito, e certo sicuramente ogni caso e ogni decesso, l'ha già detto il direttore, insomma è un dramma ovviamente per le famiglie, un dolore per chi lo vive. Comunque di fatto nel Veneto questa provincia ha patito molto meno rispetto ad altre. Come mai, secondo voi? Questione di fortuna, questione di eccellenza della sanità? I polesani sono più bravi degli altri, sono stati più ligi alle regole? Questioni territoriali, c'è chi ha parlato anche di vicinanza a zone malariche di una volta che in qualche modo hanno fortificato la popolazione. Come si spiega questo fenomeno? Sulla questione della malaria, che è stata posta più volte, ho fatto fare una verifica tra i pazienti nostri, la presenza di microcitosi nella popolazione colpita dal coronavirus. I miei tecnici, i miei collaboratori che hanno fatto questa valutazione hanno escluso ogni correlazione o significatività tra la presenza del virus e eventualmente collegamenti con la microcitosi. Quindi da un punto di vista scientifico, almeno al momento, io posso dire questo. Noi abbiamo, in un altro incontro che abbiamo avuto su questa rete, ho fatto presente quali sono le caratteristiche morfologiche del nostro territorio, soprattutto la bassa densità di popolazione, l'ampiezza del territorio e la scarsa urbanizzazione, magari anche la presenza di non molti insediamenti produttivi, non grandi flussi di carattere turistico. Queste possono essere delle motivazioni che stanno alla base anche di un risultato. Però io ritengo anche che viste le indicazioni che ha dato la Regione fin da subito, il fatto di applicarle in maniera precisa, corretta, avendo dei professionisti che l'hanno applicata, e qui la dottoressa Gennaro ne rappresenta una componente molto importante, perché tanto del lavoro fatto in termini costruttivi e positivi
proprio è da dar merito a loro. Quelle 2.800 persone messe in osservazione fin dal 22 di febbraio, a mio avviso hanno inciso abbastanza sul risultato finale. Il fatto di arrivare, come diceva prima la dottoressa Gennaro, immediatamente quando c'erano delle situazioni che erano potenzialmente ipotizzabili come coronavirus, con il tampone e poi con anche l'isolamento o l'ospedalizzazione, se era il caso, sicuramente ha dato un notevole contributo. Noi ci siamo attenuti a quelle che erano le regole, e il fatto di dare anche le case di riposo per noi sono una grande, direi è una grande soddisfazione poter dire che i nostri anziani nelle case di riposo non hanno subito quello che è successo da altre parti, però anche lì sono state date indicazioni fin da subito e i controlli anche su indicazione della regione, perché lì va dato merito all'assessorato, al presidente della giunta che è sempre stato presente in tutti i momenti, e a tutta la filiera regionale, la direzione generale dell'assessorato, l'assessorato, i funzionari con i quali abbiamo collaborato quotidianamente in questa vicenda, direi hanno contribuito notevolmente al risultato positivo, direi, di tutta la regione. Certo, quindi diciamo sostanzialmente una sorta di distanziamento sociale insito a quella che è la struttura di questa provincia, di questo territorio, unito anche ad una corretta e tempestiva applicazione di tutte quelle che sono state le direttive, le procedure per la sicurezza, no? Abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Francesco, chiamo da Trecenta. Volevo fare una domanda al dottor Contatto per sapere del futuro dell'ospedale nostro. Ti ringrazio. Grazie a lei. Dottore, tra l'altro l'ospedale di Trecenta era il Covid Hospital del vostro territorio, no? Sì. No, questa è stata una scelta importante e ci ha consentito di ottenere anche questi dei risultati splendidi. L'ospedale di Trecenta, che ancora oggi è frequentato da 21 pazienti Covid, e fortunatamente oggi abbiamo un solo ospite nella terapia intensiva, direi che rispetto a questa funzione si sta esaurendo. Noi andremo ad recepire quelle che saranno le indicazioni della regione sui Covid Hospital. Noi dobbiamo comunque essere pronti per il futuro e migliorare gli interventi anche rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. L'ospedale sarà un ospedale che, per quelle che erano le funzioni di prima, ritornerà progressivamente alla propria funzione di riferimento per quel territorio. Stiamo già programmando la sua riattivazione. Da questa settimana sono cominciate le procedure per l'attivazione della PMA, della procreazione medicamente assistita, che è uno dei fiori all'occhiello appunto di questa struttura, e i primi interventi di inseminazione si faranno nelle prossime settimane. Qui abbiamo attivato quello che è il contatto con le donne, la presa in carico, tutta una serie di funzioni che sono a supporto di questo intervento. Dalla prossima settimana cominceremo ad attivare degli ambulatori e i posti letto di medicina. Quindi un progressivo ritorno alla normalità, sempre con un occhio attento e vigile a quello che può succedere naturalmente, perché questa è una patologia abbastanza particolare e dalla quale abbiamo ancora molto da imparare. Sicuramente quindi l'attenzione comunque deve essere in ogni caso massima, ed è un po' l'appello, mi pare che stia arrivando anche un po' da parte di tutte le autorità sanitarie ai cittadini di come dire, non mollare la guardia, insomma, no? Il fatto che si sia potuto entrare in questa fase 2 e cominciare anche a riprendere una serie di attività che sono state sospese in questi 2 mesi non deve far abbassare ai cittadini naturalmente la soglia
soglia d'attenzione e diminuire quelle che sono le misure di prevenzione, no? Dalla mascherina a quant'altro. Dottoressa Gennaro, voi anche in questo senso state cercando di fare come dire, educazione alla popolazione. Certo. Proprio come anche tecnici della prevenzione, come professionisti in campo, assolutamente diamo tutte le indicazioni sul buon utilizzo di tutti i DPI e quindi anche le buone norme per la convivenza sociale e quant'altro. Ed è importante che vengano seguite da tutti, se vogliamo, insomma, che assolutamente la situazione... sì, assolutamente sì. Allora, abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno, chi parla? Sì, buongiorno, sono Sebastiano Correnti, chiamo da Abano Tem. Buongiorno. Buongiorno, io lavoro presso una catena di hotel di Abano, però naturalmente, come si sa, siamo tutti chiusi e tutti a casa del mese di gennaio. Naturalmente giugno e luglio qua ad Abano è la bassa stagione, quindi rimarrebbe comunque chiuso. Se tutto va bene si riapre ad agosto, però ancora disoccupazione non ne vediamo. Gli aggregatori poverini pagano i rifiuti anche da gennaio a questa parte, naturalmente con gli hotel chiusi dove non si produce rifiuti. Volevo capire come funziona in Italia, cioè se è possibile che un imprenditore deve pagare i rifiuti, un operaio non riceve i soldi dal governo, cioè da 4 mesi che siamo senza soldi. Come dobbiamo fare? Certo, allora lei ha toccato un tema sicuramente molto, molto caldo in queste ore, molto sentito naturalmente dai telespettatori che ci hanno chiamato numerosi, ovviamente soprattutto per quei settori in grandissima difficoltà, a cominciare appunto da quello turistico. Risponderemo quindi alla sua domanda sicuramente in quelle parti della nostra diretta nelle quali avremo modo di affrontare anche questo tema. Ne abbiamo parlato anche ieri sera con l'assessore regionale al turismo Federico Caner, proprio perché proprio in questo senso la Regione sta predisponendo un piano di programma per le riaperture in vista anche insomma dell'avvio della prossima stagione e in attesa di quelle che saranno le direttive ministeriali, oltre che naturalmente alle misure di sostegno agli imprenditori e ai lavoratori che si trovano in questa difficile situazione. Adesso stiamo facendo questo focus sull'aspetto sanitario, che quindi diciamo è una parte diversa sicuramente, però per quanto riguarda per esempio le strutture termali, anche in questo senso dal punto di vista sanitario ci saranno delle disposizioni e sono molte le domande che vengono poste dai cittadini per quelle che potranno essere le misure in essere per le riaperture. Penso alle piscine nello specifico, no? In questo caso, ma anche alle località balneari. Come autorità sanitarie state collaborando proprio per la realizzazione di questi protocolli anche in vista del proseguo di questa fase 2? Rispondo io, sì, stiamo aiutando le imprese con dei protocolli, con della formazione per l'uso dei dispositivi. I nostri servizi di prevenzione e protezione si stanno adoperando anche per mettere a disposizione anche delle imprese quelle conoscenze che possono servire per aiutare le imprese a riaprire. In questi giorni come azienda metteremo a disposizione sulla nostra piattaforma una formazione a distanza proprio da rendere fruibile a tutte le imprese affinché si possano adeguare a quelle che sono le misure principali per poter riaprire in sicurezza. Riteniamo che soprattutto in questa fase anche i nostri servizi debbano essere complianti ed essere a disposizione affinché le ditte che hanno sofferto questo periodo, che è sicuramente una cosa molto
drammatica, importante, possano riaprire in sicurezza, ma anche con l'aiuto di chi ha le conoscenze per poterle mettere a disposizione affinché ciò avvenga in tutta tranquillità. Ecco, quindi questo è il nostro contributo che stiamo dando anche a chi sta riaprendo. Naturalmente ognuno si occupa della propria parte, lì c'è un problema proprio anche di carattere generale che sarà affrontato da chi ne ha la responsabilità. Noi ci atteniamo, appunto, cerchiamo di dare il supporto per quello che ci riguarda a tutte le persone, sia malate ma anche alle imprese per le funzioni che svolgiamo in termini di prevenzione. Certo, allora noi ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta, edizione straordinaria dei nostri telegiornali, focus sugli screening per il coronavirus nel territorio dell'ULSS 5 Polesana. Dottoressa Gennaro, per ritornare appunto alla questione dei tamponi, è un lavoro davvero molto importante quello che voi state portando avanti, un piano molto articolato sul territorio. Vuole spiegarci come state procedendo? Perché forse anche proprio in questo sta in un certo senso, diciamo, il segreto, tra virgolette, di questo basso contagio che c'è stato appunto nel Polesine rispetto alle altre zone del Veneto. Certo. Allora, intanto partiamo col dire che all'interno del gruppo sono stati formati degli operatori sul corretto utilizzo dei DPI e sulla anche la giusta pratica di esecuzione del tampone. Attualmente io posso contare su 5 squadre tutti i giorni, dove per squadra io intendo 2 operatori che lavorano in sincronia. Una squadra è impegnata, come ho detto prima, nei tamponi che noi chiamiamo clinica, cioè sorveglianza. Altre 3 o 4 squadre sono impegnate invece in tutta quella attività sul territorio che abbiamo denominato appunto screening. Sono state individuate 3 sedi prioritarie per raggiungere per essere più vicino alla popolazione, una presso l'ospedale di Adria, un'altra presso la cittadella sociosanitaria Piero Vigo e attualmente stiamo andando presso il punto sanità di Badia Polesine, ma molto presto avremo una sede anche presso l'ospedale di Trecenta. Abbiamo anche, come ha detto il direttore sanitario, abbiamo anche un'ambulanza che ci permette di spostarci e di andare noi vicino alle persone che devono eseguire il tampone. Questo l'abbiamo fatto in qualche occasione, lo faremo anche nella prossima settimana e quando non abbiamo altre disponibilità all'interno della cittadella la usiamo anche proprio qua in cittadella. Chi abbiamo fatto fino adesso, chi stiamo facendo? Allora abbiamo fatto, come ho detto prima, abbiamo tamponato tutta la parte sanitaria perché era chiaramente la prioritaria, sono rimasti fuori ancora pochi numeri ma semplicemente perché erano assenti per vari motivi nelle date di convocazione e adesso stiamo seguendo tutta la filiera delle forze dell'ordine. Abbiamo già fatto bei numeri, nel senso che abbiamo terminato di eseguire il test a tutta la Guardia di Finanza, stiamo progredendo con i carabinieri. Oggi ad esempio i miei colleghi sono in questura e fanno la polizia di Stato. La prossima settimana credo che termineremo con le forze dell'ordine e potremo già dedicarci anche a tutte quelle grosse associazioni di volontariato come la Protezione Civile piuttosto che la Croce Verde o la Croce Rossa e altro. Io credo che si stia lavorando abbastanza bene perché si sta lavorando abbastanza uniti e in squadra.
facciamo una media per lo screening di 750, 800, delle volte anche 850 tamponi alla settimana, quindi insomma è un bel numero se pensiamo che altri 200-250 vengono effettuati per la sorveglianza o i clinici, come ho detto prima. Ecco, quanti positivi siete riusciti a scovare? Perché immagino naturalmente che siano tutte asintomatiche queste persone che state tamponando in questo modo, quindi c'è una percentuale per capire un po' anche come questo virus stia circolando sotto traccia. Allora, diciamo che nei tamponi che eseguiamo per la sorveglianza e quindi quelli che appunto chiamiamo clinici perché hanno la sintomatologia, la percentuale indicativamente di trovare un positivo insomma si aggira attorno al 25-30%, ok? Però quelli sono proprio focalizzati, cioè sono tamponi che facciamo a persone per il quale è già nato il sospetto. Mentre invece per quanto riguarda l'attività di screening, cioè la popolazione tendenzialmente sana, al momento abbiamo trovato praticamente fino ad oggi non abbiamo ancora trovato un positivo. Quindi tutti negativi? Abbiamo avuto, sì, tutti negativi. In una prima fase abbiamo eseguito anche i test sierologici, i test rapidi, e lì abbiamo trovato 4 positivi, per cui 2 erano positivi alle IgG, altri 2 alle IgM, ma è stato eseguito il tampone immediatamente e il tampone poi ci ha dato risposta negativa, per cui speriamo insomma, che questi siano immunizzati, ecco, non positivi e quindi probabile contagio. Cioè vuol dire che sono probabilmente persone che hanno contratto l'infezione e l'hanno già superata di fatto. Esatto, esatto, perché questo dovrebbe essere il dato indicativo del test, insomma. Quindi in questo caso il test positivo potrebbe essere una bella cosa, insomma, ecco, non una cosa negativa. Certo, perché comunque significa, almeno si spera, insomma, perché mi pare di aver capito che questo virus, insomma, è ancora, ci riserva ancora purtroppo tante sorprese, abbiamo visto, no, nelle ultime settimane. Certo. Per quanto riguarda la parte clinica, invece, la situazione, insomma, com'è ora e com'è stata in queste difficili settimane? Ora direi che è una fase che sta, in pratica, gli indicatori sono tutti indicatori che ci dicono che si è in una fase di regressione dell'epidemia. Dicevo prima, abbiamo 21 ricoverati nell'ospedale Covid, una struttura predisposta per contenere un centinaio di pazienti. Oggi l'abbiamo coperta per un quinto. La terapia intensiva, dove erano predisposti 29 posti letto, oggi c'è per fortuna un unico paziente ospitato. È stata un'esperienza importantissima, naturalmente. Abbiamo vissuto momenti anche difficili, come penso tutti. Anche il fatto di giorno per giorno imparare anche come trattare questi pazienti è stata una cosa che sicuramente ci aiuterà eventualmente in un futuro. Noi la collaborazione, il fare squadra, cosa che ho rimarcato dalla regione in giù, no? È quello che probabilmente ha fatto la differenza. E qui da noi, in termini clinici, la collaborazione che si è realizzata tra pronto soccorso, malattie infettive, pneumologia e terapia intensiva è stata, direi, una delle cose che ci ha dato molto soddisfazione e penso abbia dato un grande servizio alla nostra utenza. Anche il coraggio di fare scelte nuove, utilizzare metodiche nuove, utilizzare i respiratori ad alto flusso, cosa che io ho visto fare nei primi giorni, proprio anche a titolo sperimentale, che poi ci ha dato anche delle enormi soddisfazioni. Quelli che si chiamano i CPAP sono dei respiratori ad alto flusso
d'ossigeno con pressioni positive, quelli che vedevate nelle cronache con i caschi, che noi abbiamo utilizzato con delle apposite maschere, hanno consentito di trattare i pazienti sempre vigili per lunghi periodi con alte quantità di ossigeno, e questo potrebbe essere anche il motivo per cui non abbiamo avuto tanta gente, tanti pazienti portati in terapia intensiva. Però questa è un'esperienza che abbiamo fatto per strada. Anche il fatto di riabilitare le persone, quando nei reparti le persone arrivavano, e li abbiamo aiutati con una riabilitazione fin da subito. Erano spesso persone anziane, spesso persone molto debilitate. Questo virus, uno dei primi sintomi era quello di non sentire odori, sapori e perdere l'appetito. I nostri tecnici, i nostri pneumologi ci dicono che si rendono conto che le persone guariscono quando chiedono da mangiare, quindi ricompare il senso dell'appetito e il gusto di mangiare, e allora quello dicono: guarda, questo adesso è pronto per essere dimesso. Cioè è una continua esperienza. Certo, ed è stata insomma grazie anche a tutta questa sinergia che fortunatamente in questo territorio si sono avuti questi risultati così positivi, insomma, rispetto al resto della regione. Allora il tempo a nostra disposizione è terminato, io vi ringrazio per aver partecipato a questa diretta, grazie alla dottoressa Antonella Gennaro e al dottor Edgardo Contato dell'ULSS 5 Polesana per questo contributo e questa discussione sicuramente interessante. E ecco, è partita la sigla, quindi a tutti voi grazie per averci seguito, ci rivediamo alle 17:30.